Telespettatori e telespettatrici di Antenna 3, buongiorno, ben ritrovati, buon sabato. Siamo in diretta come sempre, in primo piano la cronaca con una tragedia avvenuta a Porcia in provincia di Pordenone. Un uomo di 29 anni ha negato una donna di 24 anni, è ricoverata in ospedale in ipotermia assieme ad un poliziotto che ha cercato di salvarli. È il bilancio di un gravissimo incidente stradale accaduto questa mattina intorno alle 5. L'auto con i due giovani a bordo è finita in un lago. Invece ci spostiamo a Vicenza. Avrebbe compiuto 36 anni ad agosto Matteo Cazzola, il vicentino morto ieri pomeriggio in Norvegia, travolto assieme ad altri 5 sci alpinisti vicentini da una valanga. Uno dei suoi amici è in gravi condizioni. Il boato improvviso è il muro bianco che li travolge. Matteo scompare e gli amici vengono catapultati tra gli alberi. Pochi istanti e si consuma la tragedia sul picco del Cavering Tinden in Norvegia, 1300 metri di altezza, meta ambita dagli sci alpinisti di tutto il mondo. Erano in 8, tutti da Vicenza, una comitiva di amici in ferie condotti da una guida alpina vicentina. 3 si sono salvati scegliendo di non partecipare all'escursione e restando in albergo. Gli altri 5 invece sono partiti, con loro il 35enne Matteo Cazzola. Quella che li ha travolti ieri pomeriggio è una delle 4 valanghe che si sono abbattute in poche ore nel nord della Norvegia, provocando altri 3 morti. Le autorità, riferiscono i media locali, avevano avvertito giovedì di un grande rischio di valanghe nella regione. Il dramma dei vicentini si è consumato al limitare di un bosco nel momento in cui i 5 stavano togliendo le pelli di foca per iniziare la discesa. Alcuni di loro avevano gli zaini con airbag che hanno consentito di rimanere in superficie nel momento in cui sono stati travolti. Altri hanno sbattuto contro gli alberi. 2 sono illesi, uno è ferito in modo lieve, un altro è in gravi condizioni, ricoverato all'ospedale di Tromsø dopo l'arrivo non semplice dei soccorsi nella zona della valanga a causa delle pessime condizioni meteo. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Per Matteo Cazzola invece non c'è stato nulla da fare. La conferma è arrivata dalla Farnesina dopo le informazioni ricevute dal portavoce della polizia locale, Morten Pettersen. Residente in città, avrebbe compiuto 36 anni ad agosto. Esperto di ambiente ed energia, amava profondamente la montagna e lo sport in generale. Nel capoluogo berico vivono anche i genitori dell'alpinista che sono stati avvisati della tragedia ieri sera e che ora stanno organizzando il viaggio drammatico per recarsi in Norvegia. Ed ora andiamo invece a Venezia, dove vi ricordate l'abbiamo fatto vedere anche più volte, ne abbiamo parlato nel corso dei nostri telegiornali della persona che si era tuffato da questo edificio e aveva davvero sollevato l'indignazione dei cittadini e anche del primo cittadino, del sindaco Brugnaro, ed ora sono stati rivendicati con video e fotografie pubblicate sui social il tuffo proprio dal tetto di un edificio ed altri salti tra i canali di Venezia che la scorsa settimana avevano sollevato polemiche e soprattutto la reazione del sindaco Luigi Brugnaro. Autori delle bravate sono i componenti di un gruppo inglese che si definisce una squadra professionista di parkour di Londra. Su YouTube è riassunta in un video quella che i ragazzi definiscono una selvaggia avventura di 3 giovani a Venezia, dove affrontano sfide una per una e si spingono i propri limiti in una città che li odia, dicono. Nei 19 minuti di video intitolato "Sfidiamo gli avvertimenti del sindaco", i ragazzi si esibiscono in diverse evoluzioni per la città e fanno anche amicizia con turisti e residenti che a loro volta li riprendono con i loro cellulari. Qualche evoluzione finisce con un tuffo imprevisto nei rii, altre volte si fanno dare un passaggio da qualche imbarcazione. Alla fine il salto davvero speciale che ha fatto poi il giro del mondo è stato proprio il tuffo che avete visto dal tetto dell'edificio in Rio Ca' Foscari. Il video spiega anche come uno dei componenti del gruppo sia riuscito a raggiungere la sommità, lo state vedendo, semplicemente arrampicandosi su alcune impalcature che sono montate sulla facciata, una questione che ovviamente continuerà a sollevare non poche polemiche. Ed ora non so se abbiamo collegato, lo vedo già nello schermo, il nostro Christian Arboit che si trova a Chiarano, dove c'è stata una rapina ai danni di una tabaccaia. Christian, buongiorno. Sì, è bridato.
Vediamo se mi sente, Cristian. Sì, buongiorno Daniela, a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Mi trovo qui a Chiarano con Alberto Pivetta per la parte tecnica. Mi senti, Daniela? Sì, Io ti sento. Sì, io ti sento benissimo. Tu mi senti? Ti sento. Daniela? Non so se abbiamo problemi di collegamento. Ecco, perfetto. Allora, come ti dicevo, mi trovo a Chiarano con Alberto Pivetta. Sta parlando? Niente, io ti sento forte e chiaro, Daniela, si vede che c'è qualche problema allora. Vediamo di ripristinare il collegamento con Cristian, quindi attendiamo un attimo, vediamo se riusciamo a ripristinarlo. Intanto andiamo avanti, ci spostiamo a Padova, dove proseguono le indagini della procura sulla vicenda del 17enne che accusa alcuni poliziotti della questura di averlo picchiato durante un controllo antidroga. È stato sentito in procura l'amico del 17enne che accusa 4 poliziotti di averlo picchiato durante un controllo antidroga avvenuto a metà dicembre nel quartiere di Muntà a Padova. I 2 ragazzi erano insieme e si erano appena salutati quando gli agenti della squadra mobile in borghese sono scesi improvvisamente da un'auto civetta per controllarli, credendo che tra i 2 ci fosse stato uno scambio di droga. I 4 poliziotti al momento risultano tutti iscritti nel registro degli indagati per lesioni personali, calunnia e abuso d'ufficio. L'amico del 17enne ha raccontato al magistrato titolare dell'inchiesta di essersi spaventato quando i poliziotti lo hanno afferrato, ma che poi, quando si sono qualificati come agenti, si è tranquillizzato. Il controllo del 17enne, che invece ha ricorso alle cure mediche per traumi e contusioni, sembra essere avvenuto in modo completamente diverso e per questo la procura ha aperto un fascicolo per consentire tutti gli accertamenti possibili. Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con il nostro Cristian Arboit che si trova a Chiarano. Eccolo qui. Cristian, buongiorno ancora. Telespettatori con Alberto Pivetta per la parte tecnica. Mi trovo all'esterno della tabaccheria la cui titolare è stata rapinata ieri sera sotto casa dopo un pedinamento da 2 delinquenti, perché non mi verrebbero in mente altri termini, anche perché questa donna è stata ferita. Abbiamo parlato con lei pochi minuti fa, non vuole farsi inquadrare il volto, comunque riporta i segni della colluttazione di ieri sera, quindi verso le 8, pochi minuti prima delle 8, la donna è uscita da questa tabaccheria, per l'appunto a Chiarano, siamo nel centro di Chiarano in comune di Cessalto, si è recata verso la sua abitazione e qui appunto è stata colpita all'interno dell'abitacolo da questo malvivente. Ce n'erano 2, è stata colpita, ci ha riferito, con un cacciavite, pensate, con un cacciavite, e lì appunto ha dovuto dare l'incasso della giornata. Qui con me il sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato. Sindaco, è un fatto davvero inquietante, una rapina vera e propria dopo addirittura un pedinamento. Sì, esattamente, è ancora più angosciante che avvenga nella nostra piccola comunità. Questa mattina per prima cosa, appena ho saputo, sono venuto a sincerarmi della situazione della signora e portare la vicinanza della nostra comunità. È veramente un fatto triste che non vorremmo mai commentare. L'aggressione di una donna, di un esercente, anche perché portando via l'incasso giornaliero spesso poi il guadagno del mese, e quindi comunque è una situazione difficile già per degli esercizi commerciali che spesso sono in difficoltà e quant'altro. Una persona estremamente gentile, a modo sempre disponibile, e quindi questa cosa dispiace. Assolutamente, una persona disponibile a modo, con cui abbiamo tra l'altro parlato questa sera. Sentirete anche le sue parole a volto coperto, perché ovviamente vuole, c'è tanta paura ancora, perché di fatto parliamo di un'aggressione, la prognosi è di 3 giorni, ma la paura è stata tanta. È un fatto anche singolare in questo territorio, di rapine a memoria recentemente non ce ne sono state. Sì, no, di solito magari è più probabile un furto in casa, un furto nell'esercizio commerciale chiuso, mentre questa anche dinamica è particolare e ci mette un po' in attenzione tutti
tutti gli enti. So che questa mattina gli inquirenti hanno già incominciato a fare le loro attività, quindi speriamo anche che si possa risalire a chi è stato. Ecco, stanno procedendo ovviamente i carabinieri per capire insomma se si riuscirà a fare luce su questi autori. Al momento non possiamo dare dettagli, ho chiesto alla signora se si trattava di italiani o no, però per il momento c'è riservo su questi dettagli. Diciamo che hanno colpito a volto coperto, quindi un piccolo comando di fatto. Sì, assolutamente, è una cosa organizzata che molto probabilmente è stata pedinata dal suo esercizio fino all'abitazione, quindi è ancora veramente più pericolosa e più triste. Allora Daniela, per il momento da Chiarano è tutto. Questa sera sentirete le voci anche dei residenti. Grazie Sindaco Crosato, a te la linea Daniela. Grazie Cristian, grazie al sindaco Crosato. Noi andiamo avanti, ci spostiamo a Venezia perché l'avevo visto già, invece lo vedo già pronto sullo schermo il nostro Filippo Fois per parlare della battaglia delle associazioni remiere contro il moto ondoso. Filippo, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Una battaglia, quella contro il moto ondoso, che oramai affonda le sue radici nel secolo scorso. E non per questo purtroppo abbiamo visto segnali di miglioramento, come ci confermeranno adesso due dei rappresentanti delle società rimiere e di Vela, che sono unite in una condizione che si chiama insieme proprio per avere un'unica voce per risolvere il problema che oramai Filippo, scusa, abbiamo dei problemi di collegamento, non riusciamo a sentire bene il tuo audio, forse non prende bene nella zona dove sei. Ho capito, mi sentite meglio? Adesso meglio così, sì, meglio. Avviciniamo un pochino, lei vi diceva... Io sono Massimo Bronzin del gruppo Insieme, la mia associazione è l'Associazione dell'Alterzo di Venezia. Il gruppo Insieme rappresenta 35 associazioni removeliche della città e della Gronda dell'Estuario e si pone come presidio per una navigazione sicura e sostenibile. Non è sicura in questo momento? Noi abbiamo organizzato un calendario di uscite di gruppo perché in questo momento non ci sentiamo più sicuri ad uscire in barca da soli. L'uscita di gruppo, grazie anche al supporto delle forze dell'ordine, ci permette di uscire nei principali canali della città scortati e quindi avendo una sorta di cuscino a protezione del nostro gruppo. Allora chiediamo anche al suo collega, se uno esce da solo in barca, che cosa rischia a Venezia, per i canali di Venezia? Allora, posso parlare per esperienza personale, perché noi ce la facciamo sul canale della Giudecca, è capitato di cadere in acqua. Questo è per quale motivo è caduto? Perché il canale della Giudecca non ci sono onde oceaniche che vengono a destra, a sinistra, a curva, a poppa, ed è impossibile, è molto difficoltoso gestire. E sono prodotte da che mezzi, da che imbarcazioni? Imbarcazioni di tutti i generi di trasporto, dai taxi, e purtroppo anche dalle linee pubbliche. Però è un problema che si risolve, perché basta, come succede, che ci siano una imbarcazione di vigili urbani e quella situazione si calma. Per cui il moto ondoso, ne parliamo da decenni, noi lo viviamo quotidianamente, però si può combattere. Certo, basterebbe che ci fossero un pochino più di controlli, abbiamo detto. Naturalmente tutti questi temi li affronteremo nel nostro telegiornale di questa sera, dove vedrete poi cercheremo anche di attraversare, varcare il canale della Giudecca proprio per testimoniarvi le difficoltà che incontrano i veneziani che si muovono in barca. Per ora da Venezia è tutto, vi restituisco la linea. Grazie davvero Filippo, grazie anche ai tuoi ospiti. Noi andiamo avanti e andiamo a Vicenza, ne abbiamo parlato prima della tragedia che è avvenuta in Norvegia, dove è morto uno sci alpinista vicentino. Sentiamo dunque il nostro... Sì, buongiorno, grazie della linea. Siamo a Isola Vicentina, siamo in compagnia con il sindaco Francesco Gonzo. Buongiorno a tutti. Ecco, ci troviamo qui perché uno dei ragazzi coinvolti nella tragedia in Norvegia è proprio un suo concittadino. Si tratta di Pietro De Bernardini,
Salini abita proprio qui in zona e il sindaco stamattina è andato a incontrare la famiglia. Sì, ho tentato di incontrare la famiglia che naturalmente non è in casa per altri motivi. Abbiamo sentito la mamma al telefono, alle quali ho fatto sentire la vicinanza di Isola Vicentina, ho dato la disponibilità del comune per necessità eventuali di pratiche burocratiche. Le notizie che trapelano dall'ambasciata per quanto riguarda la salute dei superstiti sono con il contagocce perché c'è una forte riservatezza. Ecco, Pietro come sta? Pietro, le notizie che ci sono è di coma farmacologico ed è una situazione che naturalmente non fa capire se c'è una gravità sicuramente, ma non si sa quanto stabile. E so che la madre si sta organizzando, insomma la famiglia si sta organizzando per raggiungerlo e sui fatti naturalmente anche lì stanno facendo delle indagini, ma questa valanga in alta montagna nel nord della Norvegia sembra che non abbia lasciato scampo a qualcuno. E anche in questa occasione insomma, siamo vicini anche alla famiglia della persona scomparsa, Cazzola, sì. il Cazzola, e noi ci stringiamo attorno a quella di Pietro per fare in modo di dare il nostro conforto insomma, in questo tempo che speriamo porti al ristabilimento presto. Ecco, lei ha già sentito qualcuno telefonicamente? Sono in contatto con la madre appunto di Pietro. Pietro è un ragazzo che tra l'altro la comunità di Isola Vicentina ha conosciuto al Paglio delle Contrade, si è distinto per partecipazione e sì, ho voluto appunto chiamare la famiglia per far sentire questa vicinanza. Sono in contatto anche con l'ambasciata dando le disponibilità che un comune può dare insomma, in questi casi. Perfetto, allora intanto ringraziamo il sindaco che lo lasciamo andare. Per il momento noi raccogliamo ancora notizie e testimonianze, restituisco la linea allo studio. Dunque avete sentito, insomma ringraziamo Daniele Garbin per questa purtroppo tragedia che è avvenuta nel Vicentino, in Norvegia, ma che ha coinvolto i vicentini. Invece ora ci spostiamo, purtroppo parliamo ancora di cronaca ed ancora di un'altra tragedia avvenuta invece a Monselice nel Padovano, dove una 85enne è stata uccisa in giardino da un furgone in retromarcia. Ce ne parla la nostra Valentina Visentini. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, la tragedia è avvenuta nella villetta che vedete alle mie spalle. Ieri, poco dopo l'ora di pranzo, la vittima è Magda Monesi, 85 anni. La donna era uscita in giardino, stava per salutare un amico di 57 anni che come ogni giorno veniva a trovarla per farle un po' di compagnia da quando era rimasta vedova. L'uomo alla guida di un furgone stava facendo retromarcia lungo queste spalle. La donna è uscita, è finita in un angolo cieco ed è stata travolta e uccisa. L'uomo ha subito sentito l'urlo e il tonfo sordo, ha chiamato i soccorsi, ma quando l'ambulanza è arrivata sul posto per l'85enne non c'era più nulla da fare. I medici hanno dovuto anche soccorrere il 57enne che era in stato di shock. L'uomo infatti era molto legato all'85enne, la veniva a trovare spesso, quasi tutti i giorni da quando la donna era rimasta vedova, le faceva compagnia, faceva qualche commissione per lei, le portava la spesa a casa. Anche ieri era venuto qui a trovarla per fare 4 chiacchiere prima di tornare al lavoro e invece si è consumata la tragedia. Diciamo, purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'85enne Magda Monesi era stata per anni ostetrica, aveva lavorato all'ospedale qui di Monselice, dove aveva sempre vissuto insieme al marito in questa villetta, aveva la passione per i fiori che coltivava, era rimasto l'unico suo hobby. Infatti usciva pochissimo di casa, si dedicava soprattutto alla cura del giardino. Ieri l'urlo che ha sconvolto il vicinato, qui siamo qui a Porta Valesella a Monselice, l'urlo che ha sconvolto molti vicini di casa che sono accorsi per vedere cosa era successo, ma appunto quando è arrivato il STUEM 118 per l'85enne non c'era più niente da fare perché era rimasta schiacciata sotto il furgone guidato dall'amico. Non è ancora stata fissata la data dei funerali, molto probabilmente si conoscerà nelle prossime ore. Da Monselice è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Valentina Visentino. Noi continuiamo con la cronaca perché c'è una notizia che arriva da Venezia per contrastare lo spaccio di stupefacenti nella zona della stazione ferroviaria di Mestre. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha deciso di limitare l'utilizzo di monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita che vengono utilizzati per gli spostamenti proprio dagli spacciatori. L'ordinanza
vicinanza, informa il Comune lagunare, interessa in particolare il rione Piave, zona dove si concentra l'attività illegale, e un'altra zona oltre alla stazione ferroviaria a Marghera. L'utilizzo dei mezzi, è scritto nell'ordinanza, sarà comunque garantito ai residenti e ai lavoratori nel territorio comunale ed ovviamente agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ed istituti universitari. Oltre alle sanzioni amministrative stabilite dalla legge, si prevede anche il sequestro cautelare del mezzo se monopattini e bici sequestrati risulteranno appartenenti ad alle aziende che forniscono il servizio di sharing cittadino e verranno subito restituite, ma le aziende dovranno disattivare gli account di coloro che li avevano noleggiati. Il provvedimento resterà in vigore fino al 29 giugno prossimo. Ed ora una notizia che arriva dal Trevigiano, parliamo sempre di cronaca, perché i carabinieri della compagnia di Montebelluna hanno rintracciato e tratto in arresto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Treviso un medico ginecologo 54enne che dovrà espiare la pena di quasi 3 anni di reclusione per violenza sessuale aggravata e continuata in relazione a reati commessi nel Trevigiano negli anni 2018 e 2020. L'arrestato, a carico del quale il giudice ha confermato anche l'esecuzione delle pene accessorie, quali l'interdizione dai pubblici uffici e la sospensione della professione per la durata della pena principale nelle scorse ore, è stato condotto proprio dai militari dell'Arma presso la casa circondariale di Treviso. Ed ora andiamo ancora nel Vicentino, perché ci sono state 2 espulsioni e questo è il risultato dell'ultima operazione di controllo a Montecchio Maggiore organizzata dalla Questura con tutte le forze dell'ordine. Montecchio Maggiore. Nuova operazione delle forze dell'ordine. 20 donne e uomini della questura e della polizia locale, supportati dal reparto prevenzione crimine, entrano in azione contro al degrado, alla microcriminalità e alla presenza di pregiudicati stranieri irregolari. Passati al setaccio il parco divertimenti itinerante e la stazione degli autobus, oltre a 3 sale gioco, il centro storico, i parchi pubblici e la pista ciclabile. 3 i posti di controllo lungo le arterie principali, 15 veicoli verificati, 77 le persone identificate, di cui 36 straniere e 12 con precedenti penali o di polizia. Al termine il questore ha firmato 2 fogli di via per 3 anni da Montecchio, 3 avvisi orali e 2 ordini di allontanamento dall'Italia. E riguardo sempre alla tragedia che ha colpito il Vicentino, rimangono molto gravi le condizioni dell'escursionista vicentino che faceva parte del gruppo di 8 persone, come vi abbiamo raccontato, che si trovavano in vacanza sulle nevi in Norvegia, dove ieri pomeriggio ha perso la vita il 36enne Matteo Cazzola a causa di una valanga che ha travolto 5 di loro. Si tratta di un 25enne residente a Isola Vicentina, ricoverato in terapia intensiva nell'ospedale di Trosmo. Ferite più lievi per un terzo compagno di Cordata, che è stato dimesso dall'ospedale, mentre gli altri 2 sono rimasti praticamente illesi. Gli altri 3 componenti del gruppo avevano deciso di restare invece in hotel. Ed ora a Paese, dove vandali al cimitero di Porcellengo di Paese. I carabinieri di Montebelluna li hanno identificati e li hanno denunciati. Si tratta di 2 minorenni. Un raid in piena regola, quello messo in atto da 2 ragazzini minorenni. Non era la prima volta che arrivavano nella zona intorno al cimitero di Porcellengo, diventata quasi un punto di ritrovo. Una sera di fine febbraio hanno pensato bene di entrare nel piccolo cimitero e senza alcun rispetto per il luogo dove si trovavano, hanno rovesciato vasi, asportato lumini per poi gettarli altrove, fino a danneggiare decorazioni funebri. Atti vandalici gravi che hanno indignato cittadini e istituzioni. I carabinieri di Montebelluna, dopo appena un mese, hanno individuato i responsabili di questi atti. Si tratta di ragazzini che ora sono indagati per il reato di vilipendio delle tombe. È una cosa vergognosa, comunque, una cosa vergognosa. Ecco, lei aveva saputo perché in paese si parlava di questo? Sì, si parlava di questo. E che cosa dicevano? Beh, dicevano sempre chi sono, chi non sono. Mi dispiace per i genitori, ma ci vuole. Credo che sia comunque un gesto anche poco rispettoso, in quanto comunque è un luogo anche sacro, quindi voglio dire che sì, è molto brutto quello che è successo, perché non... Il fatto che siano dei minorenni, quindi dei ragazzini. Questo dimostra anche quanto al giorno d'oggi questi ragazzi, secondo me,
manca qualcosa. Indagini minuziose dei militari dell'Arma sotto la direzione della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Venezia che hanno portato a scoprire l'identità dei due ragazzini. Minorenni che non solo hanno colpito il cimitero, ma se la sono presa anche con un residente. Secondo una prima ricostruzione, infatti, uno degli autori dell'episodio sacrilego aveva anche preso di mira con lanci di sassi e uova un'abitazione non distante dal cimitero, il cui proprietario, destinatario di epiteti volgari e frasi minacciose, aveva informato tempestivamente i militari dell'Arma degli schiamazzi e delle scorribande serali in quei luoghi di un gruppetto di giovanissimi, ma non solo. Arrivano a me nessuno al campanello, anche alle 11 di sera, anche a mezzanotte, che mi dormo anche poco perché ho un lutto e disturba, sì, non so che si deve altro. Suonano il campanello e poi scappano. Sì, alle volte vengo di là che ho i vetri, li vedo che scappano, come dispetti. Al vaglio dell'autorità giudiziaria minorile i carabinieri hanno sottoposto in particolare le condotte penalmente rilevanti dei due ragazzini. Uno dei due giovanissimi è ritenuto anche il protagonista dei lanci di oggetti avvenuti secondo le prime evidenze raccolte sia la sera del raid al cimitero sia il giorno successivo per punire, in qualche misura intimidire, chi aveva segnalato la presenza molesta del gruppetto di ragazzi. Ed ora un altro fatto di cronaca che riguarda sempre dei minorenni, però a Marghera, quindi nel veneziano, chiusa quasi un anno fa. La multisala di via Colombara Marghera è stata devastata all'interno proprio da ragazzini minorenni. Ecco le immagini dello scempio. Da multisala cinematografica a multisala giochi, dove però il gioco è sfasciare tutto. È la fine che sta facendo a Marghera, in via Colombara, la multisala che fino alla crisi del cinema dovuta al Covid si chiamava UCI Cinemas e che poi ha riaperto a fine del 2021, ma per pochi mesi acquistata dalla catena Notorious. Da allora l'enorme complesso, che ha ben 13 sale di proiezione, è abbandonato ed è stato il regno di ragazzi minorenni che ogni pomeriggio si ritrovavano all'interno e spaccavano tutto. I danni sono ingentissimi. La proprietà ha provveduto nelle scorse ore a bloccare tutti gli accessi con reti di ferro e lucchetti. Una situazione desolante che aumenta il degrado di una zona dove fino a qualche anno fa ci si andava a divertire. Sul posto c'è stato il sopralluogo dell'assessore alla sicurezza Elisabetta Pesce, del presidente della municipalità di Marghera, Teodoro Marolo, con la polizia locale, i quali hanno chiesto alla proprietà di sbarrare gli accessi e di mettere in sicurezza lo stabile, inutilizzato da oltre un anno. Pochi giorni fa c'era stato anche un principio di incendio. I vigili del fuoco avevano trovato gente accampata, poi fatta allontanare. Ed ora ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Siamo tornati nuovamente in studio, vi presento subito l'ospite che ci ha raggiunto qui, che è il vicecomandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso, Giuseppe Quinto, buongiorno. Buongiorno. Parliamo di siccità, ne parliamo perché si avvicina Pasqua e Pasquetta, siamo abituati insomma a barbecue, grigliate, e però la situazione, ne abbiamo parlato tantissimo nel corso delle nostre edizioni, nel corso dei nostri telegiornali, insomma la situazione è davvero grave per quanto riguarda la siccità, è tutto molto secco, quindi il rischio di incendi diventa davvero alto. Sì. È così? Abbiamo avuto un inverno molto poco piovoso, per cui alla fine ci ritroviamo in una situazione in cui la primavera sta arrivando, la vegetazione rinverdisce, però sostanzialmente la gran parte la vegetazione è in gran parte ancora secca, per cui con l'avvio delle attività primaverili, grigliate e attività fuori porta, dobbiamo avere quella giusta attenzione nel accendere i fuochi, soprattutto in vicinanza o all'interno di zone boschive o zone altamente con presenza di vegetazione, e avere la dovuta accortezza e tenerci lontani da vegetazione più secca e comunque zone dove magari la possibilità che ci possa essere una propagazione dell'incendio è molto alta. In realtà nelle nostre regioni il periodo più rischioso è quello dell'inizio dell'inverno, al fine estate, dopo l'autunno. Però queste anomalie a livello
a livello atmosferico rendono pericolosa anche questo periodo. Ecco, infatti noi insomma ne abbiamo parlato davvero spesso, la vegetazione è molto secca e basta davvero poco per rischiare, l'abbiamo visto anche negli incendi di qualche tempo fa proprio nei boschi, basta anche lasciare accesa la macchina o partire in una zona, insomma diventa tutto rischioso. Quale consiglio si può dare? Perché dice vogliamo fare la grigliata, però davvero il rischio, insomma in questo momento ce l'hanno detto insomma un po' tutti, il rischio è alto, cosa si può fare, cosa si deve evitare, diciamo? Si deve evitare di accendere fuoci all'interno di zone boschive. Che è un po' quello che in realtà poi a Pasquetta è un po' la tradizione. Magari ci predisponiamo a un sito nel quale siamo sufficientemente lontani da zone boschive. Adesso la calura ancora non è eccessivamente elevata, per cui magari prendiamo il sole e ci mettiamo su un prato libero da vegetazione e lontano da possibili rischi di propagazione di incendi boschivi. Ecco, prima accennavo, perché è una cosa di cui avevamo parlato anche nei nostri telegiornali, delle auto quando partono, se sono magari state parcheggiate in una zona boschiva secca, il rischio insomma magari che ci possa essere un innesco. Questa è una cosa diciamo anche non proprio ricorrente, nel senso che le autovetture in generale adesso non hanno rischi particolari da un punto di vista tecnico di poter dar fuoco alla vegetazione nella quale si trovano. Però chiaramente, mentre invece molto più probabile potrebbe essere la sigaretta, ancora quella risulta essere una... Cioè ci sono ancora persone che fumano e poi buttano e che purtroppo non hanno l'accortezza di spegnere la cicca prima di lasciarla in macchina, ma piuttosto la buttano via e magari non la spengono con le dovute accortezze. Ecco, per fare una grigliata, qualora qualcuno volesse fare una grigliata comunque, perché succederà purtroppo, quale accortezza si può usare? Usare delle griglie, insomma, quelle attrezzate nei punti insomma stabiliti, non portarsi magari la classica griglia magari piccola, che è quella più pericolosa, giusto? Sì, evitare di accendere proprio il fuoco e utilizzare piuttosto della brace, quindi predisponiamo una zona per predisporre la brace, accendere la brace sufficientemente protetta, coperta distante da qualsiasi altro materiale combustibile, e poi utilizzare la brace per poter preparare la nostra grigliata. Ci sono tanti siti già predisposti per questo tipo di attività, converrebbe utilizzare quelli. Lì sono state già fatte le dovute valutazioni, per cui sono sufficientemente distanti da zone pericolose e quindi sono più facilmente e più tranquillamente utilizzabili. Voi rimanete comunque in allerta ovviamente per queste giornate, che sono giornate un po' clou. Sì, noi siamo sempre in allerta, sempre disponibili a qualsiasi chiamata. Ecco, parliamo però anche di incidenti stradali, perché ne abbiamo parlato spesso, tanti incidenti. È cambiato un po', si è modificato anche il vostro intervento, perché è cambiata la tecnologia delle auto, giusto? Sì, abbiamo adesso una serie di autovetture di tipologia molto variabile, cioè, mentre fino a qualche anno fa ci si limitava alla classica autovettura a benzina, autovettura diesel, qualcuna a GPL, a metano. Adesso cominciano ad essere le possibili alimentazioni, i possibili combustibili sono molto vari. Si va appunto dal metano, dal GPL, ma anche il metano compresso, il metano liquido, l'autovettura elettrica, l'autovettura ibrida, l'autovettura full electric, per cui abbiamo a che fare con tipologie molto variabili, per cui anche noi stessi abbiamo delle difficoltà nell'approcciarci all'intervento di incidente stradale,
perché dovremmo approcciarci in maniera diversa a seconda della tipologia di autovettura con cui ci troviamo di fronte. E non sempre è facile capire a distanza oppure su una macchina incidentata qual è il tipo di alimentazione che ha. Quindi il rischio per voi oltretutto sale, perché c'è anche un rischio... Un rischio perché chiaramente certo. è una macchina a gas in fiamme, e corre il rischio di esplodere in misura con probabilità molto maggiori rispetto ad una macchina a benzina o a gasolio. Per esempio ultimamente la settimana scorsa c'è stato un incendio di un'autovettura a metano su Viale della Repubblica, e questa cosa noi la dobbiamo ben ponderare già nella fase di approccio dell'intervento, di avvicinamento dei nostri mezzi all'incidente, perché chiaramente l'approccio è diverso, cioè dobbiamo tenerci alla dovuta distanza nella dovuta posizione, certo, rispetto alla macchina, cioè evitare di stare dietro, di stare perfettamente davanti, quindi tenerci protetti da un'eventuale esplosione del serbatoio. Ecco, si è complicato un po' il vostro intervento sì. e il soccorso, perché poi siete voi che intervenite praticamente un po' per primi, insomma, insieme al servizio emergenza e insomma... Stiamo facendo una profonda attività di formazione proprio specifica sugli incidenti stradali. Siamo in sinergia anche con il comando di Venezia e facciamo delle attività formative sia interne nostre all'interno dei nostri comandi per il personale operativo, ma anche a favore di altri soggetti che possono trovarsi a lavorare con noi in uno scenario incidentale di questo tipo, quindi che so, 118, la polizia locale, ma anche la polizia stradale o i carabinieri. Per cui stiamo predisponendo un'attività formativa un po' per tutti, in maniera tale da essere tutti consapevoli di quelli che possono essere i rischi ai quali ci si espone. Ecco, prima di parlare poi delle attività che svolgete, vorrei parlare anche dell'organico, perché ne abbiamo parlato spesso, insomma, un po' in tutti i comparti c'è una carenza di organico anche nei vigili del fuoco. Sì, purtroppo da qualche anno a questa parte abbiamo avuto un susseguirsi di pensionamenti che non sono stati sufficientemente poi sostituiti da personale nuovo. Per la verità concorsi, nuove assunzioni ce ne sono, però sono in numero non sufficiente a compensare i pensionamenti che nello stesso tempo ci sono. Per cui siamo in un periodo di organico carente, per cui siamo costretti a muovere le nostre scacchiere in maniera tale da poter avere comunque una presenza capillare su tutto il territorio, così come è previsto che debba essere. Anche perché, insomma, come tutte le forze dell'ordine, e anche voi, insomma, siete H24, per cui dovete coprire un arco della giornata che è completo e gli interventi non mancano sicuramente, purtroppo. Sì, gli interventi non mancano e non è che possiamo ridurre il numero di persone, perché la nostra squadra di 5 persone deve essere composta da 5 persone, non ci possiamo permettere di ridurla a 4 o 3 unità e magari pensare di poterla sostituire con una squadra più piccola, perché la componente minima è quella e quindi dobbiamo mantenere quella composizione. Ecco, si parlano di numeri, quanti ne mancano in provincia di Treviso di vigili del fuoco? Mancherebbero, siamo all'incirca con una carenza del 10-15% che ci sta. Equivale a? Noi siamo 340 persone in tutta la provincia di Treviso, quindi sono una ventina, 25 persone che ci mancano. Un numero che pesa, sì, molto. Ecco, parlavamo di interventi, voi insomma non ne mancano purtroppo, ogni tanto si spera che non ce ne siano, ma in realtà tra incidenti stradali, anche insomma
anche non gravi, però dove magari serve il vostro intervento agli incendi, ma anche insomma in zone come la Turchia, dove siete intervenuti anche voi, insomma, per dare supporto alle forze. Noi nell'ambito del meccanismo di protezione civile europea lo Stato italiano si è reso disponibile e quindi ha messo a disposizione dei moduli operativi che possono intervenire in caso di calamità anche all'estero, anche al di fuori della comunità europea. E a questi moduli operativi partecipa in maniera molto preponderante anche personale della Regione Veneto e quindi anche personale della provincia di Treviso. E quindi capita spesso di poter partecipare a queste attività di soccorso fuori dai confini con personale appunto della provincia di Treviso che partecipa che fa parte di questi contingenti nazionali che partono per il soccorso. L'ultimo è partito in occasione dell'emergenza sismica che abbiamo avuto in Turchia, e sono partiti su un contingente di circa 50 unità partito dall'Italia, una quindicina di persone erano del Veneto e un paio di persone della provincia di Treviso. Cosa vuol dire, insomma, partecipare a questi interventi che sono davvero difficoltosi? Sono interventi molto particolari. Anche a livello emotivo, fra l'altro, esatto, non solo a livello... Noi siamo abituati, perché comunque abbiamo un rischio sismico molto elevato all'interno dei nostri confini, quindi abbiamo avuto modo di partecipare e quindi sappiamo di cosa ci troviamo di fronte. Però quello della Turchia, per quanto mi riferiscono i colleghi che sono andati sul posto, è stato uno scenario particolarmente gravoso, nel senso che erano cittadine con edifici di tipo anche moderno, cioè nel senso una cittadina come poteva essere una città tipo quella di Padova, con edifici di 7, 8, 10 piani quasi completamente rasi al suolo. Quindi condomini completamente crollati, in cui tante persone erano rimaste bloccate all'interno sotto le macerie e quindi necessitavano di aiuto per poter essere soccorse. Voi vi portate a casa, insomma, un peso non indifferente quando sì. terminate i vostri turni di lavoro. Purtroppo c'è questo rischio di di rimanere coinvolti emotivamente su scenari particolarmente ostici, e infatti poi alla fine di queste missioni un po' particolari c'è sempre un incontro con uno psicologo per poter capire se ci sono delle... Per supportarvi per anche. supportare e per capire se ci sono delle lesioni a livello emotivo di una certa importanza, e quindi anche in questo caso è stato fatto. Sono percorsi che poi vanno avanti per alcuni giorni. Ecco, vogliamo ricordare, insomma, i vigili del fuoco ci sono un po' sempre ovunque. Noi abbiamo detto, insomma, gli incendi stradali, gli incendi, i terremoti, cioè, ma anche nelle cose meno importanti, però loro sono sempre presenti, l'apertura della porta, insomma... Ecco. Proprio vedevo adesso gli interventi che sono in corso in questo momento, ci sono 2 o 3 aperture porte che si stanno effettuando in queste ultime ore. Persone che purtroppo magari vivono da sole, che il vicino non sente, non vede da qualche giorno, da qualche tempo, e allora con la paura che possa aver avuto un malore, possa aver magari anche non con la certezza che sia all'interno dell'appartamento, però ci chiamano per poter accertarsi che la persona non abbia problemi. Tante volte troviamo l'appartamento vuoto perché la persona magari è andata in vacanza, tante altre volte purtroppo troviamo la persona all'interno dell'appartamento in difficoltà, con malori, oppure purtroppo anche deceduta. Ecco, dicevamo, quali sono gli interventi che più le sono rimasti impressi nella sua carriera?
Probabilmente ce ne sono tanti, ma... Sì, ce ne sono stati tanti, ma forse quello che maggiormente ha lasciato il segno è quello di Rigopiano. L'intervento a Rigopiano è stato particolare perché effettivamente noi siamo andati lì a sostituire i colleghi della Toscana e del Lazio che erano andati in prima battuta, che avevano trovato i bambini ancora in vita. Si ricorda che in un primo momento furono trovati una decina di persone in vita, mentre invece nella seconda battuta, quando siamo arrivati noi, poi abbiamo trovato purtroppo soltanto cadaveri e in condizioni anche non proprio belli da vedere, cioè nel senso che la struttura è stata completamente distrutta dalla valanga e quindi le persone erano particolarmente stravolte dall'evento che si è verificato, e queste cose lasciano il loro segno, magari per qualche notte subito dopo l'intervento ti ritornano in mente alcune immagini. Ecco, voi non lavorate, non operate solo come vi stiamo dicendo, non lavorano i Vigili del Fuoco solo nell'ambito del territorio di Trevigiano, ma ovviamente escono in base poi alle emergenze e alle richieste. Sì, perché facendo parte di questo meccanismo di protezione civile europeo, capita più volte di essere chiamati per interventi al di fuori dei nostri confini. Ma io personalmente sono andato in Albania con il terremoto del 2019, quando ci furono dei danni nella città di Durazzo, quindi anche lì partimmo con un contingente dall'Italia di cui faceva parte anche personale del Veneto, e lì sul posto abbiamo poi effettuato un'attività di coordinamento dei team delle altre nazioni che erano venute anche loro in ausilio alla popolazione albanese, perché poi alla fine non è solo l'attività di soccorso vero e proprio, di ricerca e soccorso persone che si fa sul campo, ma è anche un'attività di coordinamento, perché ti arrivano squadre da tutto il mondo che, se non vengono coordinate, vanno a rendere non efficace l'attività di soccorso. Quindi è importante anche l'attività di coordinamento. Attività di coordinamento che abbiamo fatto anche in Turchia, con le migliaia di squadre di soccorritori che sono arrivate da tutto il mondo. Ecco, noi abbiamo parlato di organico, di mancanza di organico, di interventi che fate. I giovani si avvicinano a questa professione? Sì. Devo dire che negli ultimi anni c'è stato un abbassamento dell'età media nei concorsi dei Vigili del Fuoco, quindi cominciano ad arrivare persone e ragazzi più giovani. La differenza è che mi dicono i colleghi più anziani che, mentre prima si trattava di persone molto manuali, nel senso che erano già in grado di utilizzare attrezzature, motoseghe, martelli pneumatici, cioè le nostre attrezzature che quotidianamente utilizziamo, adesso arrivano persone meno avvezze ai lavori manuali, che quindi vanno formate anche per questo tipo di attività, invece più brave nell'utilizzare apparecchiature informatiche o apparecchiature che più sono consone alla... È cambiato il tempo. È cambiato il tempo, sì. Infatti ci troviamo proprio veramente con persone anche magari laureate, ma che non hanno manualità. Ecco, che cosa direbbe ad un giovane per farlo avvicinare alla carriera, alla professione del Vigile del Fuoco? Allora, la professione del Vigile del Fuoco non tutti la conoscono, perché tutti pensano che il Vigile del Fuoco è quello che viene chiamato, soccorre, va sull'incidente stradale, va sul terremoto, ma in realtà ci sono tante altre attività che noi facciamo al di fuori del soccorso, anche nel controllo delle aziende, le aziende industriali, anche quelle a rischio di incidente rilevante, in cui si fa anche un'attività di verifica dei sistemi di gestione dell'azienda stessa, ma anche sui controlli nelle attività di pubblico spettacolo,
quindi partecipiamo a commissioni, partecipiamo diciamo, siamo componenti di organi collegiali che autorizzano o meno determinate attività di pubblico spettacolo, anche importanti, con presenza di persone, di notevoli persone. Per cui c'è un'attività collaterale che potrebbe appassionare chiunque. Anche di indagine, fra l'altro, perché comunque voi siete prima a intervenire magari in un incendio di un'azienda per capire se questo incendio è doloso oppure sì, un infatti, incendio... per esempio qui a Treviso abbiamo un nucleo di polizia giudiziaria che fa solo quello, e che quindi quando ci sono degli incendi o degli eventi particolari, comunque viene chiamato in prima battuta per poter fare una prima attività di indagine in collaborazione diretta con la Procura. Noi abbiamo il vantaggio di poter effettuare questa attività già da subito, ancora quando le operazioni magari di spegnimento non sono ancora complete, quando altri operatori, altri periti non possono entrare ancora nello scenario. Noi abbiamo invece la possibilità con i nostri metodi, con le nostre procedure, di poter entrare e di poter già cominciare a fare una prima analisi di quello che è successo. Ecco, prima poi di chiudere e di andare in pubblicità, abbiamo parlato di giovani, ma le giovani, le donne, si avvicinano a questa... Sì, anche negli ultimi concorsi che abbiamo fatto c'è almeno una percentuale una su 10, una su 20 di sesso femminile, quindi diciamo che si stanno introducendo anche. Si stanno introducendo in maniera considerevole, cioè, mentre qualche anno fa era la mosca bianca nella caserma dei Vigili del Fuoco, ce n'erano 1 o 2 al massimo, adesso cominciano ad essere un numero importante e devo dire danno il loro contributo, contrariamente a come si potrebbe pensare. La persona di sesso femminile più debole, in realtà nella squadra dà il suo contributo e sicuramente ha valore, ha importanza anche il suo contributo. Ecco, quali sono le caratteristiche, ad esempio fisiche, o per poter... Ci sono caratteristiche fisiche? C'è un minimo di fisicità, bisogna dimostrarla, perché nelle fasi di ingresso c'è una prova attitudinale psicofisica che non è da tutti facile da superare, per cui bisogna ci sono proprio dei gruppi di preparazione che si preparano a questo esame pratico e che quindi arrivano poi alla prova con la preparazione giusta per poter superare anche questo primo gradino. E poi ci sono il corso di formazione che dura circa 6 mesi e che in parte viene svolto a Treviso, perché Treviso è un polo didattico a livello nazionale. Per parte del corso di formazione che viene svolto parte in centro a Roma e poi le persone vengono distribuite sui poli di formazione dislocati un po' in tutta Italia, tra cui anche qui a Treviso come Polo Veneto. Ecco, fra poco andiamo in pubblicità. Prima di andare in pubblicità però vorrei insomma che il vicecomandante ci desse qualche consiglio. Si avvicina, l'abbiamo detto, la Pasqua, la Pasquetta. Insomma, cerchiamo di farlo in serenità, senza incidente, senza incendi soprattutto, perché poi insomma, si rischia di trasformarla magari in una cosa più grave. Quindi consigli da dare per tutti, insomma, ai cittadini, perché sappiamo Pasqua forse un po' meno, ma la Pasquetta è la più pericolosa da questo punto di vista. La giornata più particolare in cui si cominciano, come si diceva prima, ad accendere i primi fuochi all'aperto. Il consiglio da dare è quello che abbiamo detto sin dall'inizio, cioè se vogliamo fare la grigliata all'aperto ben venga, però facciamola nel posto più adeguato, cioè in prima battuta utilizziamo le strutture messe a disposizione dai vari comuni in vari posti, che sono strutture sicuramente adeguate, lontane
da materiali combustibili e sufficientemente protette. Se poi non riusciamo a trovare nessuna di queste strutture disponibili libera, lo facciamo in uno spazio aperto e non all'interno del bosco, comunque in prossimità di vegetazione che possa poi prendere fuoco. Purtroppo, come dicevamo, veniamo da un periodo di siccità piuttosto lungo, per cui la vegetazione comincia con la primavera a rifiorire, però ci sono ancora tanti arbusti secchi che possono facilmente prendere fuoco e poi il fuoco fa presto a propagarsi, si diffonde con estrema facilità. È anche un'altra, difficile da controllare. Ecco, ed un altro consiglio è quello di non utilizzare alcol o combustibili particolarmente, perché abbiamo visto già in altri casi purtroppo che magari uno per velocità magari tenta, ecco, assolutamente queste cose vanno assolutamente evitate, in particolare fare moltissima attenzione alla benzina. Non so se la notizia o il recente che è venuta fuori di un falò acceso a Taranto, da tipo quelli che si fanno qui in occasione della Befana, è stato acceso incautamente utilizzando della benzina come agente diciamo innescante all'inizio, e alla fine l'accenditore è stato coinvolto in un'esplosione perché i vapori di benzina si sono subito diffusi e hanno provocato l'innesco ha provocato una vera e propria esplosione. Ci sono filmati. Certo, no, è anche più vicino a noi, proprio di recente una persona purtroppo è rimasta uccisa, avvolta dalle fiamme per aver tentato di accendere con evitiamo di usare alcol, benzina, gasolio. Ci sono i ritorni. Perché è molto facile venire coinvolti dai vapori e quindi rimanere poi coinvolti da un'eventuale esplosione. Ci sono i sistemi diciamo disponibili in commercio e utilizziamo quelli. Io ringrazio davvero Giuseppe Quinto per essere stato con noi, insomma speriamo che questi consigli servano per far passare una Pasqua e una Pasquetta serena, senza incidenti, senza problematiche, perché insomma dopo oltretutto questi anni difficili serve anche un po' di tranquillità. Io ringrazio davvero il vice-comandante per essere stato con noi. Grazie a voi. Mi fermo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Siamo tornati nuovamente in studio, abbiamo parlato con il vicecomandante dei Vigili del Fuoco di Pasqua, di Pasquetta, insomma di prestare massima attenzione con il barbecue fai da te e soprattutto di farlo in zone attrezzate, non in zone che sono poi pericolose. Parliamo quindi di Pasqua, Pasquetta, parliamo anche di turismo e lo facciamo con l'assessore Antonio Bressa, assessore al turismo del Comune di Padova. Buongiorno. Buongiorno. Dunque abbiamo sentito un po' le raccomandazioni per cercare di passare una Pasqua, una Pasquetta insomma con serenità. Ecco le iniziative ad esempio lì a Padova. Sì, qua abbiamo un calendario ricco di iniziative ed eventi che abbiamo organizzato in collaborazione con l'assessore alla cultura e al turismo che è Andrea Colasio. Io mi occupo di marketing e di attività produttive, ecco, giusto per distinguere le competenze. Un lavoro comunque corale che ci ha portato a mettere in campo iniziative di tenore culturale, penso alla mostra di Frida Kahlo al San Gaetano, piuttosto che altre iniziative di questo tenore nei luoghi culturali più importanti della città, ma poi anche tante piccole iniziative che sono quelle che rendono viva la nostra città, mercatini, iniziative enogastronomiche, il mercato dell'antiquariato. Abbiamo in questi giorni presentato un calendario veramente ricco. L'idea è di fare in modo che le persone che raggiungono Padova possano immergersi nelle nostre bellezze storico-artistiche, perché chiaramente il fattore attrattivo principale è tutto quell'insieme di affreschi. Partiamo da questi che sono diventati patrimonio UNESCO, piuttosto che l'orto botanico, piuttosto che tutti i grandi monumenti conosciuti della città. Però le persone poi vogliono anche godersi la città, vivere nelle vie più suggestive delle esperienze legate alla presenza di attività commerciali, bar, ristoranti, mercatini,
Quindi quella vivacità che sappiamo premia chi sceglie Padova, chi sceglie il Veneto, ma chi sceglie l'Italia, perché effettivamente è un periodo in cui anche tante persone dall'estero vengono nel nostro paese, soprattutto in queste fasi, cioè nelle mezze stagioni, e quindi il periodo di Pasqua e Pasquetta che abbiamo di fronte, noi dobbiamo fare veramente il pienone, perché è il momento anche climaticamente migliore. Ecco, a livello di prenotazioni, com'è la situazione negli alberghi, nei ristoranti? Ha per caso avuto magari qualche notizia di questo? Sì, le prenotazioni stanno andando molto bene. C'è da dire che a Padova si somma in questa fase il fenomeno turistico, anche il fenomeno delle persone che vengono sempre di più per il centro congressi, che è stato inaugurato l'anno scorso in fiera, che sta facendo dei numeri importanti per le iniziative che mette in campo anche l'università. Abbiamo poi una serie di centri importanti, penso agli ospedali di Padova, che per un motivo o per l'altro comunque sono anch'essi dei fattori di richiamo, quindi le prenotazioni negli alberghi vanno bene. Vanno bene anche quelle del polo termale di Abano e Montegrotto, con i quali chiaramente dialoghiamo. Addirittura il problema in questo momento per il settore alberghiero, per il settore della ristorazione, non è tanto quello di non avere sufficientemente clienti, ma la difficoltà di reperire personale, il che ci racconta di una fase in cui il lavoro fortunatamente c'è e bisogna attrezzarsi per riuscire a dare il meglio, ecco, in termini di accoglienza per le persone che sempre di più scelgono Padova e i suoi dintorni. Ecco, Assessore, si torna dunque a parlare da una parte di mancanza di manodopera, dall'altra invece insomma la manodopera c'è, ma mancano le specializzazioni. Sì, io penso che la strada da fare sia quella di avvicinare il sistema formativo sempre di più alle esigenze anche del sistema produttivo. Fortunatamente ci sono delle esperienze interessanti, penso agli ITS, no? Gli istituti supertecnici, che mettono insieme un percorso formativo tradizionale con il contatto diretto con le aziende. Abbiamo bisogno di fare in modo che ci siano professionalità formate e che possano trovare subito soddisfazione lavorativa e aiutare anche il sistema economico del nostro territorio a rispondere a questa domanda. Poi chiaramente abbiamo bisogno che queste persone abbiano la loro soddisfazione anche in termini economici, in termini di dignità delle condizioni di lavoro, e su questo ci impegniamo tutti a fare in modo che ci sia il massimo sforzo. Ci sono lavori che una volta erano lavori considerati umili, penso al lavoro di chi è in sala in un ristorante, ma che in realtà noi dobbiamo raccontare come dei lavori in cui oggi invece sono importanti delle competenze, perché una persona in sala è quella che ti sa magari consigliare un giusto abbinamento, che sa con professionalità accompagnare gli ospiti in un percorso enogastronomico, e quindi anche quel tipo di occupazione che viene storicamente vissuto come magari un lavoro temporaneo prima di trovare qualcos'altro, in realtà noi dobbiamo trasformarlo in un lavoro di qualità, sia in termini economici che in termini anche di soddisfazione nell'eseguirlo questo tipo di lavoro. Ecco, abbiamo detto insomma che Pasqua e Pasquetta, insomma, da quello che ci dice c'è davvero parecchio movimento per quanto riguarda i turisti, anche stranieri, soprattutto stranieri, perché questo è il periodo un po' soprattutto dei tedeschi e degli austriaci. Sì, assolutamente, noi abbiamo delle ottime presenze dall'Europa, ma c'è anche un ritorno importante di viaggiatori dagli Stati Uniti d'America, che sappiamo hanno anche un potere di spesa importante, quindi poi fanno la differenza quando arrivano sul nostro territorio. Noi stiamo controllando le presenze anche attraverso un sistema che ci permette di verificare quanti cellulari sono agganciati alle celle, diciamo, dei ripetitori della città. Questo è uno strumento innovativo che ci permette di capire più o meno in tempo reale quante persone effettivamente sono presenti a Padova, perché basta avere i dati di una delle compagnie telefoniche, si fa, diciamo, un'inferenza statistica e si capisce quante persone poi sono presenti. Abbiamo visto che in questi primi 3 mesi dell'anno, di cui abbiamo i dati, i numeri di presenze sono raddoppiati rispetto alle presenze, in particolare gennaio-febbraio, alle presenze del 2022. Perché se ricordiamo, nel 2022 avevamo ancora la coda del Covid, c'era stato un po' di timore di nuovi contagi nella chiusura dell'inverno dell'anno scorso.
Fortunatamente quest'anno non se ne parla più, il problema l'abbiamo lasciato alle spalle e vediamo che i numeri stanno infatti rispondendo di conseguenza a queste rinnovate condizioni di mobilità delle persone che quindi dall'estero scelgono tanto l'Italia nei ponti, nelle mezze stagioni. Padova è riuscita a posizionarsi tra le città d'arte grazie al suo patrimonio storico-artistico, ma soprattutto grazie al riconoscimento UNESCO che abbiamo ottenuto nel 2021. Ha una campagna di marketing che è indirizzata a livello nazionale, ma anche con riviste di settore a livello internazionale, e vediamo che il ritorno c'è ed è un ritorno importante. Noi grazie alla crescita dell'università da un lato, grazie alla crescita del turismo dall'altro, riusciamo a dare un po' di sostegno anche a quel sistema economico, penso alle attività commerciali del centro storico, che senza queste spinte farebbero effettivamente, come in tutte le città, sempre più fatica. Allora investire in questa direzione non vuol dire solo richiamare persone a riempirsi gli occhi della bellezza della nostra città, ma vuol dire proprio sostenere un'intera economia anche di piccole imprese familiari che fanno fatica nella competizione di oggigiorno, ma che grazie anche alla presenza di turisti stranieri trovano un sostegno. Penso a piccoli alberghi che ci dicono in questa fase finalmente hanno durante tutto il periodo dell'anno tante prenotazioni nelle loro stanze. Ci sono anche tanti proprietari che utilizzano i propri spazi con Airbnb o con altri portali e che ci dicono durante tutto l'anno, non solo in centro ma anche nei quartieri periferici, cosa che sorprende, riescono ad avere una soddisfazione economica da tutto questo. Dobbiamo solo evitare che le case, le abitazioni di Padova vengano utilizzate solo per questo, perché abbiamo anche un'esigenza abitativa importante, però è il segnale di un'economia intera che si sta facendo trainare da questi trend, fortunatamente. Ecco, Assessore, dicevamo anche con il vicecomandante dei Vigili del Fuoco di Treviso che bisogna prestare massima attenzione in queste 2 giornate, soprattutto perché Pasquetta, lo sappiamo da tradizione, le gite fuori porta, le grigliate, in questo momento di siccità sono un problema, potrebbero diventare un problema, quindi di prestare massima attenzione, di andare nelle zone attrezzate, di cercare di non fare una grigliata fai da te che poi è rischiosa per tutti. Sì, assolutamente. E poi siccome è impossibile, soprattutto poi in questi giorni festivi, poter mettere un presidio della polizia locale in ogni zona della città, certamente i controlli ci saranno, però quello che noi dobbiamo fare anche sfruttando la televisione, sfruttando questa occasione di comunicazione, è chiedere a tutti il massimo del senso di responsabilità nell'evitare di incorrere in situazioni spiacevoli come quella di poter accendere una combustione all'aria aperta che poi può provocare dei seri danni. Effettivamente è vero che ci sono state delle piogge, però abbiamo ancora condizioni di siccità per cui in questo senso gli arbusti possono più facilmente essere secchi e di conseguenza prendere fuoco. Quindi divertiamoci, perché è giusto farlo in queste giornate, magari facciamolo anche in contesti organizzati, perché le iniziative sono veramente tante, anche nei parchi delle ville storiche, sui Colli Euganei, anche nei parchi all'interno della città di Padova. Abbiamo tanti parchi che sono affidati a dei gestori che mettono in campo iniziative in queste giornate. Se decidiamo di farlo invece in qualche luogo lungo gli argini, più all'aria aperta, più selvaggio, ecco, possiamo dire così, bisogna farlo con estrema cautela, assolutamente, quindi il richiamo anche del comandante dei Vigili del Fuoco è del tutto da sottoscrivere. Assessore, la ringrazio davvero, grazie davvero per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, alla prossima. Grazie, buon lavoro, grazie Assessore. Noi andiamo subito a Porcia perché l'ho visto nello schermo il nostro Christian Arboit, vi ricordo una tragedia avvenuta all'alba di oggi dove un'auto con una coppia di fidanzati è finita nel lago, un poliziotto si è buttato per tentare di salvare i 2 giovani, la ragazza è stata portata a riva e si trova in ospedale. Anche il poliziotto si trova in ospedale, mentre purtroppo nulla da fare per il ragazzo che è rimasto intrappolato nell'auto. Ne parliamo subito con il nostro Christian Arboit che si trova sul posto. Christian, buongiorno.
Sì, buongiorno di nuovo Daniela, sono qui in via Cartiera a Rorai Piccolo di Porcia con Alberto Pivetta che sta curando la parte tecnica per raccontarvi questa tragedia dalle dinamiche assurde e paradossali, mi verrebbe da dire, che si è registrata questa mattina alle 5. Un'auto con a bordo due giovani stava percorrendo questa strada quando la traiettoria a un certo punto è impazzita. L'auto con ogni probabilità è salita su questo marciapiede e da qui è carambolata verso il laghetto che vedete qui alle mie spalle, quindi alcune decine di metri di carambola per poi travolgere la rete metallica, i guardrail e finire appunto nel laghetto. Cos'è successo? Si trovavano per l'appunto questi due giovani dominicani all'interno dell'abitacolo, un ragazzo e una ragazza. Il ragazzo di fatto è morto poco dopo, ma c'è stato il tentativo di salvataggio, il tentativo eroico di un poliziotto che stava sopraggiungendo, si è fermato e si è gettato in questo laghetto per prestare soccorso. Ecco, per il ragazzo dominicano 29enne non c'era praticamente più nulla da fare, per la ragazza invece è stato un vero e proprio salvataggio. Lei adesso si trova in stato di ipotermia all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Udine, dove si trova peraltro anche il poliziotto di stanza alla questura di Pordenone. Un atto di eroismo che ha permesso quindi di ridurre un bilancio comunque già tragico. Pare che la causa di questa fuoriuscita di strada sia dovuta ad un litigio scoppiato tra i due giovani. Tra l'altro mi dicono dalla redazione di Trieste che la mamma e la sorella, i parenti di questo ragazzo dominicano sono residenti nel Trevigiano. Ecco, in tanti questa mattina si stanno fermando per capire cosa possa essere successo, ciclisti, passanti, residenti. Buongiorno, salve. Ecco, lei insomma è venuto apposta a vedere? No, sono passato tutti i giorni per qua io, no? Però ho sentito stamattina tramite la stampa per le 8:30 di ieri è successo a Porcia, ho detto a Porcia, ma cosa succede così e così? Ma succede, può essere una fuori di testa o un malore. È un litigio, parrebbe un... No, mi parlo, non voglio che dica un malore, può succedere tante cose, no? E succede così, prima dentro che era uno morto, due morti, invece purtroppo... È una strada dove si corre questa? Sì, ma è abbastanza... Sì, percorribile, però è stato due incidenti, uno 20 anni fa un boce lo stesso è andato dentro qua, 5 anni fa è morto lo stesso. Dopo la mattina sai come può succedere, non un morembino, non voglio criticare, c'è un momento di sonno, un momento di... Certo, poi ogni storia ha sé, anche momenti di stanchezza. Diciamo che quindi ci sono stati altri incidenti in questo luogo. Grazie davvero, gentilissimo. Ecco, che poi tra l'altro è quello che ci diceva prima, arrivederci, grazie, ci diceva prima una residente, insomma non è la prima volta che accadono incidenti di questo tipo. Certo, questa volta c'è la dinamica che vi abbiamo raccontato, quindi un litigio in auto tra un ragazzo e una ragazza, tra una coppia di fidanzati, che poi ha avuto questo tragico epilogo, con questo gesto comunque di grande altruismo, di generosità di questo poliziotto eroe che si trova in ospedale, anche lui in stato di ipotermia dopo essersi gettato, tuffato in questo laghetto a ridosso di via Cartiera a Rorai Piccolo. Siamo, lo ricordo, in comune di Porcia. Daniela, questo è lo stato dell'arte, cercheremo di raccogliere ulteriori dettagli. Io e Alberto Pivetta, da Porcia è tutto, a te la linea. Grazie davvero a Christian Arboit, grazie anche a Pivetta. Noi andiamo avanti e parliamo sempre di cronaca, perché 3 automobilisti sono stati sorpresi
alla guida in alterate condizioni psicofisiche derivanti dall'assunzione di alcol, e purtroppo non è la prima volta che ne parliamo, dai militari dell'Arma impegnati nel Trevigiano negli ultimi giorni in specifici servizi di controllo. Si tratta di un 53enne italiano che è stato controllato in via Castellana di Asolo ed è risultato positivo all'alcol test con un tasso di 1,4, mentre un secondo, un 57enne controllato alla guida della propria autovettura nel comune di Casale sul Sile è stato riscontrato positivo con un tasso di addirittura 2,3, e da Preganziolo un 34enne con un tasso alcolemico di 0,8. Ovviamente ai 3 automobilisti sono state ritirate le patenti, e ne parliamo purtroppo sempre troppo spesso di guida in stato di ebbrezza. Cambiamo completamente argomento, perché domani ci sarà la giornata della consapevolezza sull'autismo. Ne parliamo insieme a Luigi Scarpis, presidente dell'associazione Triblu. E intanto buongiorno, perché la vedo già sullo schermo. Buongiorno a voi. Buongiorno. Grazie per l'invito. No, grazie a lei per aver accettato. Guardi, prima di iniziare a parlare di questo argomento, guardiamo il servizio, perché ci sono delle iniziative anche a Padova per questa giornata, che è una giornata importante, che va assolutamente, di cui si deve parlare. Vediamo. Domenica 2 aprile sarà la giornata della consapevolezza sull'autismo. Molte le iniziative per questa ricorrenza. Ad esempio, il monumento Memoria e Luce alle Porte Contarine verrà illuminato di blu, come blu è il braccialetto legato all'iniziativa Be Aware for Autism, perché prima viene diagnosticato, più facile è la cura. La giornata della consapevolezza sull'autismo è stata istituita dall'ONU nel 2007 ed è importante ricordarla per la possibilità di riconoscere precocemente i segnali significativi di tale condizione e poter intervenire in modo adeguato e precoce fin dai primi anni di vita. Sono in aumento i casi diagnosticati. Ci sono diversi livelli più gravi e anche le situazioni che definiamo di alto funzionamento. Ci ricordiamo che in Italia un bambino su 77 tra i 7 e i 9 anni è diagnosticato con disturbo allo spettro autistico, con una frequenza prevalente nei maschietti rispetto alle bambine. Ci sono molti segnali che possono far suonare campanelli d'allarme. Sono comportamenti che possono risultare in una difficoltà ad agganciare lo sguardo, in una difficoltà a puntare, in una difficoltà a comunicare, sia dal punto linguistico che per quanto riguarda la comunicazione non verbale, o possono esserci dei comportamenti particolari, ripetitivi, stereotipati. Ripeto, poi sono manifestazioni diverse sia in base all'età e sia a livello di funzionamento del bambino. Dunque, un dato che insomma non è assolutamente un dato poco rilevante, ma anzi un bambino su 77, Luigi Scarpis, è un dato importante. È un dato importante perché vuol dire che in una scuola c'è un bambino con autismo oppure inserito nello spettro autistico ogni 3 classi. Quindi è una presenza importante e che richiede tanto impegno alle scuole, agli insegnanti di sostegno, agli addetti all'assistenza. La scuola purtroppo non è preparata ad accogliere questi ragazzi. I nostri ragazzi hanno bisogno di personale specializzato. Sono ragazzi gravi. L'autismo può avere ragazzi gravi, però questi ragazzi hanno la possibilità di migliorare tantissimo se sono seguiti in modo adeguato, con dei programmi educativi adeguati che esistono, sono anche riconosciuti dal mondo scientifico, però a scuola quasi nessuno è preparato in questo, non ci sono insegnanti specializzati, tantomeno gli addetti all'assistenza. E alle volte purtroppo l'insegnante di sostegno è lì non perché ha questa vocazione di insegnare a queste persone, ma alle volte è un ripiego perché non è di ruolo e magari è il modo per entrare nella scuola. E questo Mi scusi, è una cosa... Ecco, lei diceva insomma
C'è molta strada ancora da fare, purtroppo, soprattutto nell'ambito scolastico, perché poi non è facile, ci vuole personale specializzato per poter... Esattamente, ci vuole personale specializzato. Se io ho una malattia qualsiasi, non vado dal medico generico sicuramente, però se ho una gamba rotta vado dall'ortopedico, se ho un problema al cuore vado dal cardiologo. La disabilità è così, ci sono tante disabilità, tutte diverse, tutte importanti. C'è i ragazzi con autismo, ci sono i ragazzi con la sindrome di Down, ci sono i ragazzi, c'è la loro lesione, e non può essere che un educatore o un insegnante sia preparato per tutti quanti, è impossibile, perché ognuno deve essere seguito in una certa maniera. E così anche per i ragazzi con disabilità. Avrebbero bisogno di specializzazione. Costa tantissimo, perché un intervento di questo tipo è impegnativo sia per le famiglie e penso anche per il servizio pubblico. Però se questi ragazzi, queste terapie potrebbero migliorare e aumentare le loro autonomie, sicuramente questa spesa verrà ripagata col tempo, perché nel futuro avranno bisogno di meno assistenza e quindi di meno costi, però soprattutto avranno una vita migliore. Quindi è un impegno sì economico specializzarsi e offrire questi percorsi specializzati, però alla fine sarà anche un risparmio e consentirà ai nostri figli di avere una vita un po' più dignitosa. Ecco, vogliamo raccontare che cosa vuol dire per una famiglia avere un bambino che ha questo tipo di problematica? Allora, perché non è facile. No, non è facile e ognuno è diverso. Tutte le disabilità sono impegnative, così come con l'autismo. Cosa vuol dire per una famiglia? Si parte da quando nascono e vabbè, lì crolla il mondo sicuramente. Quel momento lo si deve superare e poi ci si trova catapultati nel mondo della disabilità e non si sa nulla. E si va avanti un po' senza una guida, non c'è qualcuno che ci prenda per mano e ci indichi una strada. E quindi i genitori devono un po' diventare medici, devono diventare avvocati, devono diventare professori e chiedere, girare, informarsi. C'è il problema all'inizio della riabilitazione e quindi della presa in carico, come dicevamo poco fa, ma poi i bisogni cambiano. Nel mondo della scuola ci sono altri tipi di problemi, li abbiamo accennati anche prima, la professionalità, la continuità degli insegnanti di sostegno e degli addetti all'assistenza. Poi c'è il grande salto, quando diventano maggiorenni, lì si apre un altro deserto, un altro orizzonte che noi genitori dobbiamo camminare. Ci sono i centri diurni e qui però vale un po' la stessa cosa della scuola, i centri diurni che accolgono tutti i tipi di disabilità. Però, come abbiamo detto prima, ognuno ha le sue caratteristiche, però gli operatori sono sempre gli stessi. Operatori che, premetto, sono bravissimi. Ai miei operatori dove mando mia figlia gli voglio molto bene e affiderei a loro mia figlia. Però noi siamo fortunati perché è uno dei pochi centri, qui in provincia di Treviso, credo nel Veneto, pochissimi in Italia, specializzati in autismo. E è un centro gestito dalla cooperativa Sonda, dove i ragazzi si sono formati proprio in queste tecniche che lo dicevo prima, in questo l'approccio cognitivo-comportamentale. Però noi siamo appunto un'isola felice. Poi i ragazzi crescono, c'è il mondo del lavoro e lì i problemi sono tantissimi. Anche lì pochissimi sono i nostri ragazzi che possono vivere il mondo del lavoro. E poi per finire, sento un po'... E poi arriviamo a un punto che devono affrontare tutti i genitori, che è il cosiddetto dopo di noi. E lì credo che sia un po' il buco più grande, quello che ci fa un po' più male, perché lì proprio non vediamo, non abbiamo prospettive, non vediamo una linea tracciata e viaggiamo un po' alla cieca. È vero, ci sono dei servizi residenziali che offre il servizio pubblico, i nostri figli sicuramente non rimarranno sotto un tetto,
Ci sono le comunità alloggio che li accoglieranno, sono comunità, centri dove magari ci sono 10, 20, 30 ragazzi con altrettanti operatori, dentro in una casa, magari lontano dal proprio territorio. Non è quello che noi genitori vorremmo per i nostri figli. La nostra associazione nasce appunto per questo. Tree Blu, che è anche il simbolo della casetta. Noi per i nostri figli vorremmo una residenzialità di tipo diverso, una residenzialità di tipo familiare che li possa includere nel territorio. Quindi non grandi edifici, ma vere e proprie case, non grandi numeri, 5-6 persone, non le 20, 30, 40, 50 persone. Come fanno a integrarsi in un territorio numeri così grandi? Vorremmo che queste case fossero all'interno dei centri abitati e non lontano da casa, magari in campagna, dove danno meno fastidio. No, non credo che sia così, però sono sempre dislocati un po' al di fuori dei centri abitati, forse perché sono palazzi troppo grandi. Senta, l'importanza di una giornata mondiale che è proprio della consapevolezza. La giornata mondiale della consapevolezza, bene che ci sia, è importante perché richiama l'attenzione su questi temi. Dovrebbe rimanere 365 giorni all'anno però questa giornata, perché vede, i problemi dei nostri figli sono senz'altro la mancanza oppure servizi insufficienti, servizi non adatti, non moderni. Ma soprattutto uno dei nostri problemi dei nostri ragazzi autistici, ma anche con disabilità, è che non hanno una vita sociale. Sono ragazzi che sono isolati, sono da soli, non hanno amici, c'è la rete familiare che li sostiene, la sorella, qualche parente, ma fuori di qui non hanno nessuna relazione. Elena, per esempio, ha frequentato la scuola, il liceo di Montebelluna, aveva dei compagni bravissimi che l'hanno accolta proprio come una di loro. Però giustamente poi loro hanno avuto la loro vita, chi ha continuato gli studi, chi è andato a lavorare. Ogni tanto vedo qualcuno che si sposa e per noi queste sono delle coltellate che ci arrivano, perché immaginiamo a quello che potrebbe essere la vita dei nostri figli. Però non li vediamo più. Non ci sono più mantenuti i contatti, quindi la mia figlia come gli altri sono in ambiente protetto finché sono al centro, finché sono a scuola, socializzano lì, fuori di lì poi c'è il vuoto, o c'è la famiglia o non c'è nessun altro. Frequentano sicuramente la piscina, sicuramente frequentano l'atletica, però sono sempre tra ragazzi come loro, non sono inseriti nella comunità. Quindi dalle giornate come oggi vorrei dire alle persone che iniziassero a guardare i nostri figli in modo diverso, che non li guardassero con pietismo, ad esempio, poverino, cosa farà, che male che sta. Invece dovrebbero vedere le loro potenzialità di questi ragazzi. Li vedono sempre come bambini, piccini, guarda che belli, invece sono ragazzi adulti che hanno dei propri sentimenti. Senta, prego. Un'ultima domanda, lei che cosa si aspetta per sua figlia? Allora, da mia figlia mi aspetto i frutti di quello che stiamo facendo noi genitori come associazione, appunto. Il nostro progetto, noi siamo nati come, non c'era bisogno di un'altra associazione perché ce ne sono già tante altre che fanno cose egregie. Noi siamo nati proprio perché vorremmo creare quello che dicevo prima, una residenzialità dove lei possa trovare una seconda famiglia, dove noi genitori essere sicuri di affidarla e fidarci delle persone alla quale appunto la affideremo. Possono avere un futuro, una vita serena anche i nostri figli. Loro non è che hanno bisogno dell'iPhone, delle scarpe all'ultima moda, dei vestiti all'ultimo grido. Loro hanno bisogno di poche cose, delle persone che gli vogliono bene, degli amici, di qualcuno che li saluti, che stia insieme con loro, che passi del tempo. Non serve altro. Il futuro io non riesco a immaginarmelo.
ci stiamo impegnando, io insieme agli altri genitori, e stiamo cercando di creare ogni giorno qualcosa per crearlo questo futuro. Io la ringrazio davvero, grazie per essere stato con noi. Grazie a lei, buona giornata. Grazie anche a lei, buona giornata. Noi ci fermiamo ora, le previsioni meteo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo invece perché ci sono altri argomenti, c'è il dibattito politico, parleremo di molte, anche ancora di cronaca. Meteo e pubblicità. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Sabato si allontana la perturbazione e il tempo migliora, ma l'inizio di aprile si prospetta decisamente movimentato. Vediamo insieme il dettaglio. La grafica di sabato 1 aprile ci mostra che sarà più asciutto con tanto sole ovunque. Nel pomeriggio non si escludono tuttavia dei rovesci sui monti, in locale sconfinamento anche alle pianure limitrofe. Temperature in rialzo, minime tra 5 e 9 gradi, massime invece comprese tra i 14 e i 21 gradi all'incirca, dunque molto gradevoli. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà piuttosto soleggiato, ma nelle ore centrali della giornata saranno possibili deboli piogge sparse in montagna e nelle zone circostanti. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, massime sui 14-17 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità. Le nubi tenderanno a diradarsi e il tempo sarà soleggiato. Temperature minime sui 7-8 gradi, massime intorno ai 20 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Rieccoci nuovamente in studio, vi presento subito gli ospiti che ci hanno raggiunto, poi dovremo collegarci anche con Stefano Pelloni del Partito Democratico. Intanto vi presento Marco Della Pietra, Fratelli d'Italia, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti, buon sabato. E Ugo Moro, candidato sindaco Partito Comunista Italiano, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti alle nostre telespettatrici e ai nostri telespettatori. Grazie dell'invito. Grazie a lei per aver accettato. Dunque, dovrebbe collegarsi fra poco anche Stefano Pelloni. Intanto partiamo da una polemica che sta montando ormai da giorni, che riguarda le trascrizioni delle coppie gay. Marco Della Pietra, so che di questo insomma aveva già parlato. Sì, io ho già parlato e ho già detto la mia idea in proposito. Io sono un uomo delle istituzioni, sono un amministratore e pertanto mi muovo negli ambiti di quella che è la normativa corrente. È chiaro che è già stato detto che ci sarà una revisione e quindi andremo verso alcune novità. È chiaro che però fin tanto che la normativa è questa, noi ci muoviamo nella normativa. Io faccio sempre l'esempio, no? Qualche anno fa, quando si sono così sdoganate le unioni civili, diciamo così, c'era qualcuno che diceva no, ma io non le faccio, quasi come se fosse una decisione da prendere in autonomia. Non è vero, le unioni civili c'è stato detto che si potevano fare e le unioni civili venivano fatte. Il sindaco poteva dire beh, non le faccio io direttamente, ma le avrebbe fatte l'ufficiale di stato civile dell'anagrafe, per cui ecco, mi pare che si sia un po' trascesa, ecco, la discussione sia un po' andata alla deriva, nel senso che poi dopo si strumentalizza tutto in clima elettorale, poi no, anche le tensioni e gli animi si scaldano molto più velocemente e quindi sì, si parla di figli di serie A, figli di serie B, mi pare francamente un po' forte come affermazione. Chiaro, c'è la sentenza della Cassazione, anche lì chi dice beh ma è giurisprudenza, beh, c'è comunque una sentenza della Cassazione, non è mia cugina che ha scritto qualcosa a riguardo. Credo ecco che si debba ben distinguere il diritto dei bambini dall'essere figli da quello dei genitori, quindi il diritto alla genitorialità magari
no, non è così immediato come quello dei bambini. Però ecco, senza creare polemiche, senza andare sempre in bagarre, io credo che l'amministratore debba muoversi nei limiti di quella che è la normativa. Poi dopo arriva il presidente ANCI nazionale che dice di far disobbedienza. Io francamente la disobbedienza... allora dico, vabbè, però quando c'era da fare la disobbedienza fiscale invece erano tutti quanti fermi e ora non è più finita, cioè si va avanti a oltranza. Ecco, Ugo Moro di questo... Sono temi che io so che incidono sulla dichiarazione del collega ineccepibile, perché bisogna applicare le leggi. Quando sono chiare, come in questo caso, ancora di più. Quindi no alla disobbedienza, come aveva detto De Caro ieri? Allora, questa cosa della disobbedienza, guardi, noi comunisti sfioriamo l'anarchia, figurarsi, quindi se c'è da fare le rivoluzioni, normalmente le guidiamo, non siamo accodati. Però in questo caso noi parliamo di diritti dei bambini, non soltanto delle coppie omosessuali, ma anche delle dei genitori soli, dei singoli, delle singole, di persone che si mettono insieme, e noi rischiamo di creare la disuguaglianza già dentro il nucleo familiare. Noi, al di là della morale dove ci porta, io ho partecipato qui a una trasmissione che il 91% ha detto no all'adozione dei bambini da parte di coppie omosessuali e il 9% ha detto sì. Quindi io so in che tipo di cristalleria ci muoviamo, perché c'è una cultura, ci sono delle tradizioni, ma qui stiamo parlando d'altro. Qui stiamo parlando se i bambini debbono essere tutti uguali o se ci debbono essere delle disuguaglianze già da piccoli, che potrebbe arrivare un bambino non iscritto in un ospedale e non essere curato semplicemente perché non risulta, la sua vita non c'è, da un punto di vista giuridico, istituzionale non esiste. Ma come si può tollerare qualcosa del genere? Ma è davvero questa Costituzione repubblicana che dovrebbe garantire l'eguaglianza dei diritti, la base di partenza per tutti, il lavoro e quant'altro, la stiamo davvero buttando al macero con tutta la storia più importante di questa nazione. No, andiamo avanti, cerchiamo anche moralmente di ragionare diversamente per cercare di capire che le persone sono cambiate, che i sentimenti possono essere diversi e che dove c'è l'amore ci può stare anche la condizione per cui un bambino, una bambina possono trovarsi a loro agio, e comunque laddove questo si è realizzato vanno tutelate e tutelati già da piccoli. È inimmaginabile qualcosa come la rinuncia da parte di chi ha l'autorità a introdurli nella società collettiva. Ecco, non ci sono bambini, diceva De Caro ieri, e insomma che bambini di serie A e bambini di serie B, e cosa insomma che aveva ovviamente avallato anche il sindaco Conte, che abbiamo sentito ieri. Il sindaco Conte diceva ovviamente sulla una forma di protesta, una forma, diceva quello insomma, quello non lo farei, ecco. Noi stiamo sempre aspettando intanto che si collega, eccolo qui. Buongiorno Stefano Pelloni, Partito Democratico, buongiorno. Ci eravamo preoccupati. No, gli aggiornamenti del computer che partono sempre nei momenti meno opportuni, scusate. Niente, stavamo parlando della polemica sulla trascrizione, ecco, quindi sentiamo anche un po' la tua opinione. Ieri De Caro aveva detto no, bambini di serie A, di serie B, insomma, che cosa pensa? Io penso che spesso i sindaci sono molto più pratici dei politici che stanno a Roma o che stanno a Venezia. Penso che sia importantissimo assicurare in questo momento i diritti, pari diritti ai bambini. In questo momento bisogna sgombrare il campo da forme, parliamo di gestazione per altri, parliamo di tante altre cose. In realtà in questa materia qui
nell'iscrizione all'anagrafe non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di assicurare dei diritti, perché guardate bene che se un bambino sta male e i due genitori, un genitore non può andare a trovarlo in ospedale, non può andarlo a prendere da scuola, serve la delega firmata dell'altro genitore, ci sono tutta una serie di servizi a cui non riesce ad accedere. Sono situazioni che sono davvero fastidiose, prima di tutto per il bambino, e poi dopo come secondo aspetto coinvolgono i genitori. E quindi ecco, io penso che da questo punto di vista ci sono già tutte delle sentenze che assicurano che l'iter deve essere il riconoscimento della genitorialità di entrambi i genitori. Ci sono le sentenze della Cassazione, ma se ci affidiamo solo a quelle, significa che dobbiamo far spendere un sacco di tempo, un sacco di soldi, un sacco di anni che ci vogliono per far aspettare questo riconoscimento tramite la giustizia civile. Allora è chiaro che purtroppo c'è chi dice non bisogna forzare la mano, chi vuole andrà avanti per i fatti suoi tramite la legge. Io penso che questa sia un'impostazione miope, sinceramente. Io penso che i sindaci che si trovano a dover rispondere a dei bisogni concreti dei cittadini, e sono cittadini anche i bambini, e debbano dare delle risposte che siano alternative. Talvolta i cambiamenti nella nostra società partono da gesti di disobbedienza, fra virgolette la chiamiamo, disobbedienza civile, da parte di sindaci che decidono di forzare la mano nell'interpretazione di una legge e spingono il Parlamento a intervenire colmando dei vuoti normativi. La Corte Costituzionale è da anni che dice che il Parlamento deve intervenire. Se il Parlamento da questo punto di vista non riesce a intervenire, è bene che i sindaci utilizzino la forza della loro posizione sul territorio per riempire questi vuoti giuridici. Se no l'altra alternativa è far spendere un mucchio di soldi, di tempo e di sofferenze, soprattutto sofferenze umane per i genitori e per i bambini, inutili. Questo è. Possiamo solo decidere di far aspettare degli anni e di riempire i tribunali e farsi trovare che avranno ragione, che gli verrà riconosciuta la genitorialità, oppure se decidiamo di non complicare la vita a dei bambini. Ecco, questo è il tema, secondo me. Vedevo... Ma no, ma io, cosa volete? Io non ho voglia di fare politica, questa roba qua, e questa mi pare politica spiccia anche, se devo dirla tutta. Ma cosa stai dicendo? Non ce l'ho con Pelloni, però fa sempre il fenomeno, no? È da settembre che siamo su noi, siamo stati al governo 10 anni e non hanno fatto niente per sta roba qua. Ma di cosa stiamo parlando? Perché avete la Schlein adesso e ora va de moda. Dai, Moega, i sindaci, la disobbedienza. Ma dai, ma Moega, ma non te ne rendi conto? I sindaci e la disobbedienza. Non sai neanche di cosa stai parlando. Non sai neanche di cosa stai parlando e adesso bisogna fare, perché che sia Schlein? Bravo, cosa hai da dirti? Bravo. Ma dai, ma per favore, ma per politica spiccia. E state strumentalizzando i diritti dei bambini. Vergognevi, ma vergognevi davvero, guarda, te lo dico col cuore. Vergognatevi. Dato da fare il fenomeno adesso, però non state a toccare i sindaci, perché tu il sindaco non l'hai mai fatto, non mi risulta tu abbia mai fatto il sindaco. E perché lo dice De Caro e ora disobbediamo? Dai, ma non te vergogni neanche a un fiato, Mi vergogneria, te lo dico proprio col cuore, guarda. Facciamo tu fai bene a vergognarti, perché devi piantarla di dire queste cose qua e di fare politica sulla pelle dei bambini. Basta! No, la Cassazione, i soldi. Dove eravate voi fino a 3 mesi fa? Dove eravate? Dove erano i vostri sindaci? Adesso fate la disobbedienza. Ma di cosa stai parlando? Allora, facciamo rispondere. Dai, era la stessa cosa, dai. Allora, facciamo rispondere un attimo a Pelloni. Ma rispondere cosa? Che tanto è sempre la solita roba. A poi etichetta fatta così. Bravi. Allora, sentiamo un attimo, però diamo anche il diritto di replica a Stefano Pelloni, poi sentiamo anche Ugo Moro. Stefano, poi torno. Io non rispondo sullo stile
del sindaco. Ma sullo della stile Pietra, cosa? Che sei un si provocatore, si commenta da Dai. solo. Ma cosa vuoi Però- commentare? Cosa vuoi commentare? Te ti commenti da solo. Allora, facciamo un attimo. Dai, sto zitto, Allora. scusate. Vai Stefano, No. scusa. Il tema non è quello che dice Dalla Pietra, perché Della Pietra, Bravo. scusami. No, il tema è che c'è stata una circolare del ministro degli interni che ha richiamato i prefetti ad intervenire su questa cosa qui, chiedendo ai sindaci di non percorrere più questa strada. Quindi la circolare l'ha fatta il ministro della Meloni. E allora? Fino a 3 mesi fa, quando voi non eravate al governo. I ministri non facevano circolari? Va bene, allora se è quello va bene. Allora non dire delle boiate, non dire delle boiate, no, ma che sei siete al serio? governo da 3 mesi. Ma dimmi, ma sei siete al serio? governo da 3 mesi e Perché il quindi ministro ha fatto la potevamo ma sei risolvere serio? prima. Quindi prima il problema non esisteva. Hai ragione, bravo. Allora hai ragione tu. Hai problema- ragione tu. Bravo. Il problema esisteva. Hai ragione. No, non Il esisteva. problema- no. Il problema esisteva, c'era la necessità di fare una legge. E cosa avete Purtroppo fatto? le maggioranze parlamentari che c'erano non lo Il permettevano, governo dei perché migliori. sanno che Il governo negli dei ultimi migliori, anni santo cielo. siamo stati al governo con la Lega, prima c'era il governo con 5 Stelle, c'erano delle condizioni parlamentari che non lo permettevano. Ok, quindi il governo dei migliori era dei migliori così. Quando Vabbè, comoda, dai, adesso- quando non se- comoda. Se vogliamo parlare della polemica politica spiccia, la lascio a te. L'hai fatta tu, la stai facendo dall'inizio. Allora facciamo interventi. Polemica. Sto ricostruendo gli eventi. Vabbè. Il ministro degli interni ha fatto una circolare che ha impedito ai prima il sindaci problema non e c'era. ha creato un problema. Allora questo problema come lo risolviamo? L'ha creato il Come lo ministro il risolviamo? problema. Scusa, mi era sfuggita sta cosa. Il ministro. Allora, facciamo anche intervenire, se no, Ugo Moro su questa, insomma, questione ovviamente Ma dibattuta. certo, ma io intanto vorrei sottolineare che un atto di disobbedienza c'è stato, è stato quello del sindaco Conte, che ha disobbedito agli ordini della Lega, che era quella di non iscriverli questi ragazzi, questi bambini. E invece mi pare che il comune di Treviso li stia iscrivendo, se non sono informato male. No. Non li state iscrivendo no, più? no, lì è Perché stata Conte fatta- all'inizio aveva lì è stato fatto un detto iscriveremo, È stato fatto un poi non passaggio li sta iscrivendo cartaceo più. al posto di quello digitale, praticamente, tanto per farla proprio No, per spiccia. farla chiara. Però adesso Quindi non mi pare che sia. perché io stavo per fare un grande applauso alla disobbedienza di Conte, invece non glielo posso fare. Che mi evidentemente. risulti c'è stato quel e da lì Però è c'era nato- stato è all'inizio, nato- perché lui aveva detto io iscriverò perché la legge mi dice Allora, di iscrivere. è stato Poi è arrivata la fatto- circolare è e stato- quindi è cambiato, ho capito. Ma secondo me io sarei molto su questo veramente, perché i bambini possono star male presto e certi segni sulla vita dei bambini. Ho un minuto, posso raccontare una cosa? Sì, certo. Allora, qui esiste la storia che i comunisti mangino i bambini o abbiano mangiato i bambini. Racconto volentieri anche al nostro amico che studia. Sa com'è nata questa storia? Questa storia è nata da un atto di generosità estrema del Partito Comunista Italiano, dato che si parla della Seconda Guerra Mondiale, si parla di attentati, di cose. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, al congresso di Salerno, l'allora segretario del Partito Comunista Italiano Togliatti propose al congresso che i bambini che erano stati più vicini ai teatri, che vivevano più vicini ai teatri di guerra, quindi alla linea Gustav dalle parti di Cassino, Caserta e alla linea gotica sotto la dorsale appenninica, potessero essere mandati al nord, nell'Italia subalpina, quindi Varese, Sondrio, Novara, perché non rimanessero nei loro occhi le brutture della guerra. E quindi il congresso accettò all'unanimità questa proposta, vennero fatti dei manifesti e questi bambini venivano mandati a queste famiglie che 6-7 mesi, un anno dopo, li hanno poi rimandati giù, una volta che le cose non è che si fossero sistemate, ma insomma erano appena più vivibili. Accadde che la Democrazia Cristiana dell'epoca fece dei manifesti, questo è tutto documentato, vorrei tanto fare un convegno su questa cosa un giorno, fece dei manifesti dicendo non mandate i vostri figli perché li portano in Russia, dove i bambini li mangiano e poi li usano anche per le coltivazioni. Quindi bisogna stare attenti, i bambini sono come l'acqua, sono facilmente vulnerabili, ma sono la storia della nostra vita. Io dico sui bambini veramente non scherziamo. Grazie. Ecco, Stefano, ci sei ancora con noi?
Ecco, sicuramente questo sarà un argomento che continuerà a far discutere fino a quando insomma non si troverà una quadra di questo. Tra l'altro anche rispetto all'Europa, l'Europa che non va bene per niente, ma forse soltanto sui diritti ci sta aiutando in qualche maniera, insomma, che poi quello che si possa fare in Francia o in Germania o in Spagna non si possa fare qui. Diceva l'Europa non va bene per niente. Non va bene per niente, una delle poche cose per cui va bene, noi non la seguiamo, però vabbè, andiamo avanti così. L'Europa non va bene perché l'Europa non è quella dei popoli e delle culture, quella di Ventotene, di Rossi, Colorni, Spinelli. Quindi secondo lei cosa dovrebbe fare il governo? Dovrebbe ricominciare da capo, perché l'Europa è questo, anche con i finanziamenti, anche con il PNRR. Cioè, il fatto che ci possa arrivare dei soldi che non si sanno spendere vuol dire che non si capisce. Cioè, ma che unione è questa? Quell'unione che pensa di finanziare delle opere importanti e quant'altro, ma è come se la Regione Veneto desse €1 milione al Comune di Treviso e dicesse al Comune di Treviso: entro 6 mesi tu devi progettare e realizzare l'opera, se non la progetti e la realizzi €1 milione torna alla Regione Veneto. Ma che ragionamento è? Ma che unione è? Ah, questa è unione? Meno male, pensiamo, perché fosse divisione chissà che sarebbe capitato. Su questo immagino non sia d'accordo. Ma no, ma io non, cioè, a me, ripeto, si stanno strumentalizzando. No, questo parlando anche dell'Europa, sì. Ma dell'Europa, però anche l'Europa adesso non è che debba... parla di discriminazione quando in realtà io credo che noi stiamo ragionando proprio per tutelarli i diritti dei bambini, quindi adesso dopo lì si creano, e là mi tocca dar ragione a Pelloni, cioè bisogna distinguere il discorso bambini da discorso utero in affitto e tutto, quello che ci va dietro. Ragazzi, io a Spresiano ho avuto i miei casi, e proprio per la sentenza ho dovuto anche rimodulare quelle che magari erano le strategie, no? O le possibilità. Il discorso ministro o non ministro conta fin là, nel senso che la legge era già ben chiara prima. Si era arrivati fino alla sentenza della Cassazione, mi pare fosse il 2021, marzo 2021, una roba del genere, adesso vado a memoria. Comunque, c'era la possibilità comunque di fare dei riconoscimenti a entrambi i genitori, perché anche qua, spieghiamola sta cosa qua, giustamente uno dei due genitori. Certo. Se andiamo a ritroso, ricordiamoci anche le unioni more uxorio, le unioni civili, no? Fino a quando non sono state sdoganate, come dicevo prima, anche lì, se io ero assieme a una persona da 30 anni ma non ero sposato, non avevo diritto di andare in ospedale, no? Quindi c'è stata una legislazione anche lì. Sì, però una giusta evoluzione è una cosa, una forzatura è un'altra cosa. Attenzione, cioè nessuno ha detto che non si andrà verso una norma a riguardo, nessuno l'ha detto, attenzione, anzi mi pare di aver sentito che ci si muoverà. Da lì ad arrivare a creare una serie di complicanze, francamente mi pare davvero ledere i diritti dei bambini più che volerli tutelare. Dicevo, scusatemi, ritorno a... ho avuto delle situazioni anche molto particolari, proprio quasi al limite, per le quali io mi sarei tranquillamente speso, perché attenzione, i sindaci le cose le fanno, a volte forzano anche, ma le fanno sempre rispettando la legge. La Cassazione è stata chiara, la Cassazione è stata da spartiacque. Io, essendo uomo delle istituzioni, che poi dopo si dica il governo, chi deve fare le leggi, a posto, però io mi muovo all'interno di quella che è la legge. Ora, stiamo dicendo sì, qualcuno deve farla, bene, qualcuno la farà, però oggi ci si muove all'interno di questa legge. Prima della sentenza della Cassazione avevamo anche dei margini un po' più ampi, questo bisogna dirlo, e c'erano comuni, e faccio anche esempi. Torino, Bologna, perché sapete poi dopo le cose le fa Spresiano, che non ha un ufficio legale strutturato, no? E che comunque è un comune di 12.000 abitanti, qualcuno fa ricorso, viene fuori il disastro. Le fanno comuni grandi, tu segui la linea, e c'era la possibilità di seguire una linea. È arrivata la Cassazione e la Cassazione ci ha fermati. Poi le lungaggini che venivano descritte prima non sono proprio così evidenti, nel senso che si può fare, gli si fa il giro e ci si arriva comunque. Certo. Vero è che si deve
ricorrere al tribunale. Questo è palese. Però ecco, non strumentalizziamo la cosa, perché io la trovo una mancanza di rispetto nei confronti dei bambini. Tutto insomma gira sulla disobbedienza in realtà che è stata lanciata da De Caro. Stefano Belloni. Non l'ha fatto Belloni. prima? Caspita. Perché abbiamo aspettato 2 settimane? Ma perché il problema adesso Perché non l'ha problema fatto? è, No, allora ti dico, perché non l'ha fatto 2 settimane fa? è emerso 2 settimane quando il sindaco Sala ha ricevuto un richiamo dal prefetto che di fronte a un richiamo del Ministero degli Interni ha detto: Sindaco Sala, io non posso più registrarle perché metto in pericolo gli ufficiali dello Stato civile, i dipendenti, che sono appunto persone che firmano degli atti, e quindi io ho paura per queste persone. Allora si tratta di assumersi delle responsabilità. Ma io prima ho evocato la disobbedienza, ma io riformulerei la frase parlando di avanguardie, cioè talvolta i nostri comuni fortunatamente si sono dimostrati molto più avanti delle leggi nazionali. Io parlo allora, di darti ragione, no, ma hai capito che però parlo di un'esperienza del comune di Treviso, quando c'era Giovanni Manildo e io ero in consiglio comunale nel 2014. Non c'era nessuna norma nazionale che regolamentava le unioni civili, cioè le coppie dello stesso sesso che non potevano, come diceva prima Della Pietra, che non veniva riconosciuta la loro convivenza, la loro unione civile di fatto, anche se era un'unione di tantissimi anni, e poi dopo uno dei due stava male e l'altro non poteva andare in ospedale, insomma, ecco. Allora, il comune di Treviso, come tanti altri comuni, fece un regolamento comunale con un registro in cui le coppie di fatto si potevano iscrivere e quell'unione di fatto veniva riconosciuta. Non c'era nessuna legge nazionale che lo permetteva. È stato fatto un regolamento comunale. Dopodiché è intervenuto il governo di centrosinistra del PD, governo Renzi, che nel 2016 ha fatto una legge nazionale, ma sulla spinta del fatto che tutti i comuni italiani si stavano aggiungendo nel mettere questa cosa qui, e quindi l'unione di fatto, l'unione civile, c'era già nei fatti, perché i sindaci erano stati più avanti del Parlamento. E allora anche su questo io penso che i sindaci, assumendosi delle responsabilità e forzando un po' l'impostazione della legge, mi rendo conto, però possono spingere il Parlamento a far avanzare. Quindi questa potrebbe essere la soluzione, dici Stefano? Come è andata. Poi dopo è chiaro che sia una forzatura, è chiaro che però il problema c'era fino a prima della circolare del ministro Piantedosi, che ha fatto cominciare tutto questo iter. E poi dopo ci sono dei sindaci che stanno facendo, ma io penso che De Caro ha dato un messaggio molto forte, ma che non parla tanto ai sindaci italiani, parla di più al Parlamento, parla di più al governo, dicendo: guardate che se voi non intervenite tocca farlo ai sindaci, perché questo è un problema reale, e anche se voi fate finta che questo problema non esista, perché ideologicamente siete contrari, il problema esiste, perché questi bambini non li possiamo far sparire dalla terra. Esistono questi bambini, dobbiamo dargli uno stato giuridico. E quindi i sindaci, se il governo non vuole occuparsene, vuole girare la testa dall'altra parte, i sindaci faranno da soli, come hanno fatto altre volte, per riempire dei voti normativi. Allora, è giusto che i sindaci se ne occupino da soli? No. È giusto che i sindaci si assumano delle responsabilità violando la legge o forzandola? No, non è giusto. Però ci sono dei sindaci che con coraggio possono far avanzare i diritti di tutte queste persone, e io penso che è già avvenuto in Italia e dovrà avvenire ancora. No, sì, due passaggi. Il primo è che non è che questi siano figli di nessuno, perché non diamo l'informazione sbagliata, però. Questo per favore, cioè non è che siano privi di diritti. Qui c'è il riconoscimento che non può essere fatto da entrambi. Cioè, attenzione, attenzione, in maniera naturale, perché poi, come dicevamo prima, c'è la parte legale e quindi in qualche maniera ci si arriva.
giusto da dirlo, vi prego, perché dopo davvero sembra che sia così, figlio di nessuno, fermi. In secondo luogo, detta così, perdonami, io quando si parla di disobbedire capisci che mi infervoro per quello, però detta così ha un senso, e anzi ha un senso. Perché sei attratto dalla disobbedienza o secondo? Perché per il semplice fatto che ve lo ripeto, io su queste cose qua scherzo poco e dopo non voglio neanche dire perché io, chi sono, non è quello il discorso, no? Io ho fatto il sindaco, no, però credetemi, e non voleva neanche essere uno non hai fatto il sindaco non capisci niente, non era questo, però credimi, quando ci sei da sta parte qua, al netto che guarda, non è un discorso per dire non lo sai, però anche sì, nel senso che ti trovi davvero ad avere a che fare a volte con delle situazioni difficili. A fare quello, De Caro l'ha detta un po' male la cosa, quello che dicevi tu del registro, corretto, è uno stimolo e poi si fa la normativa. Ma attenzione, Manildo non è che abbia detto bene, sai cosa c'è, faccio i matrimoni gay. È una cosa differente, cioè, oppure faccio le unioni civili. Ha detto faccio un registro ed è stato un modo per... Cioè qua è difficile dire dobbiamo fare noi. Cosa facciamo? Andiamo contro la legge, perché dopo sapete che i sindaci ci mettono la faccia, ci mettono il cuore, ci mettono tutto quello che devono metterci, però ci mettono anche la responsabilità, perché dopo alla fine quello che ci rimette è sempre quello che prova. Per cui il fatto che si debba trovare una soluzione e che si andrà verso una soluzione, io sono d'accordo, attenzione, non sto dicendo che non sono d'accordo, trovo un po' strumentalizzante tutto quello che sta accadendo attorno a sta cosa adesso, che poi si sia scatenata con la circolare, posso anche dirti va bene, allora per fortuna posso dire per fortuna, perché se no si continuava a rimanere miopi a riguardo, no? Quindi dico vabbè, però c'è troppa confusione secondo me, cioè troppa confusione, troppo... Ugo, solo una domanda prima Ugo Moro che diceva, insomma, avrei fatto un plauso al sindaco Conte e la mia domanda è se diventasse sindaco, visto che è candidato sindaco per il Partito Comunista Italiano, lei avrebbe aderito alla... Non c'è dubbio. All'appello lanciato, diciamo, da De Caro alla... Allora, qui bisogna capire che... Cioè lei avrebbe disobbedito, avrebbe iscritto... Ma certo, ma non si può non iscrivere. Ma noi qui abbiamo discusso per anni, lo ricorderete, per la cosiddetta adozione del figliastro. Praticamente due persone andavano a vivere insieme, se uno aveva un figlio non poteva essere riconosciuto dall'altro, al che io dissi a qualcuno di questi scienziati atomici, dico, ma se durante il rapporto loro hanno un altro figlio, quindi dentro la stessa famiglia c'è un figlio riconosciuto da due e uno soltanto da uno, ma come si fa? Cioè non si possono determinare queste disuguaglianze. Noi poi c'è tutta la storia, poi ognuno ha le proprie tristezze, le proprie malinconie, perché le vite sono fatte di tante cose e non sono sempre belle. Ma noi abbiamo il dovere di essere giusti e di tutelare questi bambini. Evidentemente se c'è qualcuno che sente l'esigenza di iscriverli per difenderli e per garantirne i diritti, non si può sbattere la porta in faccia a queste persone. Ecco, prima di andare in pubblicità, Stefano, avevo visto che volevi intervenire. No, sì, volevo solo rispondere, commentare quanto si diceva, chiarendo che come la mette il sindaco della Pietra è giusto, nel senso che dice ben venga che adesso il governo intervenga perché grazie alla circolare abbiamo scoperchiato il vaso di Pandora del voto normativo che c'era. Però rispondo anche dicendo che non mi sembra, da quello che ho letto, dai commenti che ci sono stati alla presa di posizione dei sindaci Giordani ma anche Mario Conte, non mi sembra che ad esempio il ministro Salvini al convegno dell'ANCI che si è tenuto a Treviso abbia detto è vero c'è il vuoto, adesso interverremo come governo. Ha detto è vero c'è un vuoto normativo e questi genitori qui ricorrano tramite il tribunale e la genitorialità viene riconosciuta. Magari ha detto di peggio, se noi pensiamo, detto non mi occupo di questi formalismi
l'Italia ha altre emergenze, altre priorità. Se noi pensiamo che la soluzione per queste famiglie è dirgli pagatevi un avvocato, ricorrete tramite la giustizia civile, che dovrebbe essere, per quanto mi riguarda, impegnata in ben altre priorità, e riempite voi da soli come famiglie, se avete i soldi, questo Stato, va bene, ok, può essere una risposta, è una risposta che io però non condivido, e allora avrei preferito come si faceva prima, insomma, finché ci sarà questa maggioranza politica. Quando vinceremo le elezioni cambieremo noi la norma, se questa maggioranza non ha intenzione di cambiarla. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio. Siamo tornati nuovamente in studio. Volevo trattare altri due argomenti, se riusciamo, abbiamo ancora poco tempo, ma Chiara aveva accennato prima Ugo Moro parlando di PNRR a rischio. Abbiamo visto che ci sono tensioni tra Roma e Bruxelles. Do subito la parola a Marco Della Libera, poi facciamo il giro. Sempre Della Libera, io oggi... No, mi hai chiamato Della Libera, adesso te mi fa paura, sono Della Pietra, ma va bene. Oddio, tanto, va bene così, no, perché un altro non... Della Pietra. No, va bene, non... ormai oggi faccio... Cambi cognome. Sì, no. Salutiamo. Come... No, un ex sindaco di Oderzo. Infatti lo dico, esatto, se non esistesse dici, esatto. Non importa. No, allora... la questione PNRR è piuttosto spinosa e qui è un altro degli argomenti che i sindaci sentono particolarmente proprio, ma più che altro perché, vedete, si rischia di allungare i tempi e noi dobbiamo mettere a terra i progetti nel giro di 3 anni. Probabilmente la maggior parte delle persone che ci seguono non sanno che nel pubblico, dal momento in cui tu decidi di fare una cosa al momento in cui tu inizi a farla, quindi la parte prodromica all'inizio dell'opera, di un'opera, diciamo così, ci vogliono circa 1 anno e mezzo. Quindi solo per metterla a terra, sperando che vada tutto liscio, sperando che vada tutto liscio. Per cui noi dobbiamo andare a consuntivare i lavori del PNRR entro giugno 2026. Tenete conto che ormai siamo a giugno 2023. Ecco, diceva prima Ugo Moro, sulla questione Europa, di certo non aiuta in termini... No, ma lì ci sono diverse problematiche, no? Io mi auguro che a breve, ecco, si trovi il bandolo della matassa. Altrimenti cosa potrebbe accadere? No, altrimenti si rischia che intanto si rischia di implodere. Noi già adesso siamo fermi perché con gli aumenti, con i problemi che tutti conosciamo degli ultimi tempi, già quello che era stato il preventivato fino all'anno scorso è aumentato a dismisura e vi dico, gli aumenti sono ben maggiori di quelli che si possono immaginare. Per cui se uno ha preso un finanziamento per un progetto che costava 1 milione di euro, dice bene, lo metto a terra per 1 milione di euro, ma se lo stesso progetto adesso mi costa 1.800.000 euro, capite che io ho un gap di 800.000 euro là, no? Quegli 800.000 euro o li metto io e vado avanti, oppure devo chiedere un finanziamento. Ma cosa succede? Che il comune non è che poi dopo dice benissimo, avevo un progetto che adesso mi costa 1,8, l'avevo portato in consiglio comunale a 1 milione, adesso vado liscio. Non è proprio così. Certo. Devi rifare il bando. Perché? Perché può essere che una ditta con 1 milione di euro non abbia partecipato al bando, ma con 1,8 milioni ci partecipi. Può essere, cioè, una serie di argomenti per i quali tu devi rifare tutto l'iter. Cioè, se va avanti, attenzione, è che non cambi ancora. È chiaro che questo succede nei limiti, nel senso che tu hai sempre una discrepanza, lo fai già per un qualsiasi progetto, dici benissimo, c'è un aumento contenuto, vabbè, sai che puoi spendere più o meno, ma qui si parla davvero di raddoppiare i costi e di non avere le risorse per portare avanti quei progetti là, per cui rischi di trovarti col cerino in mano e di non riuscire nemmeno a consuntivare. E sapete che il PNRR non è un prestito, non è un contributo a fondo perduto, quindi lo è per il 25%. attenzione, non è
un No, contributo. 75% Allora, è prestato, sì, capite 25, cosa voglio sì, dire? certo. Quindi dopo si deve tornare indietro qualcosa che magari non si è fatto. Quindi chiedo proprio a Ugo Moro, visto che aveva accennato a questo. Sì, non vorrei filosofeggiare, ma in realtà questa Europa fondata soltanto sugli grandi interessi economici della trilateral e dei banchieri europei sta mostrando tutti i suoi limiti, evidentemente, anche cercando di fare qualcosa di meritorio, di positivo, perché il fatto che il 75% di queste somme siano in prestito a tasso agevolato, poi bisogna vedere, bisogna restituirle, il 25% a fondo perduto non è male in senso generale, però le costrizioni e i vincoli e quant'altro evidentemente non sono strutturate in maniera adeguata. Poi ci si sta lacerando le vesti, se la colpa fosse di prima. Fino a qualche mese fa il Presidente del Consiglio di questa Repubblica era l'uomo più europeo dei 60 milioni di italiani e lui continua a sostenere, non lo dice lui, lo fa dire da qualcun altro, avessi continuato io probabilmente questi problemi non ci sarebbero stati. Insomma, è tutto costruito sull'acqua, cioè c'è poco, ci sono i problemi che dice il sindaco e ha ragione, perché le condizioni economiche sono cambiate molto nel frattempo e le procedure sono quelle che sono, ma non si possono fare scorciatoie. E quindi mi faccio dire qualcosa su questo nuovo regolamento degli appalti, ma non è possibile immaginare che fino a 500.000 euro si possano affidare quasi senza tutela e senza selezione gli appalti in questa nazione. Gli appalti e poi ancor peggio i subappalti. La criminalità è alle nostre spalle e stringe ancora, perché il denaro facile in una società in cui il denaro rappresenta uno degli ultimi rifugi morde molto. Dobbiamo stare attentissimi e filtrare, altrimenti la vita che costruiamo per chi verrà dopo di noi sarà pessima. Stefano Pelloni. Cose sul PNRR, però le volevo puntualizzare. Allora, io riconosco i difetti di un'Unione Europea che ha basato per troppi anni le sue politiche sull'austerità e quindi sul taglio della spesa pubblica per favorire la crescita economica, e si è dimostrato completamente sbagliato. Riconosco invece i pregi, l'avanzamento, il riconoscimento degli errori fatti con il PNRR, che ha completamente stravolto l'approccio dell'Unione Europea ai temi in materia di politiche fiscali ed economiche, perché si è favorito un percorso di spesa pubblica enorme, mai dal piano Marshall a oggi non c'era mai stato un'inondazione nei mercati e negli stati di tanta spesa pubblica, ok? Parte a fondo perduto e parte a debito, ma a debito con indebitamento comune, cioè i famosi Eurobond. Siamo di fronte a questo PNRR ha dimostrato un passaggio di approccio, un cambio di approccio da parte dell'Unione Europea che è stato profondissimo, enorme, e quindi non si può parlare di Unione Europea dei banchieri, di questo e quello di fronte al PNRR, perché è esattamente il contrario. Però fra persone che si prestano fra persone che si prestano i soldi, io penso che sia anche corretto dirsi: tu devi realizzare delle riforme, queste riforme che sono fondamentali per mettere in campo questi cantieri e queste opere pubbliche. E allora gli obiettivi per cui il PNRR sta saltando è perché noi facciamo fatica a fare le riforme. Noi vorremmo avere solo i soldi senza avere le riforme. E l'Unione Europea ci dice: no, mi dispiace, siete dentro a uno schema di debito comune e quindi, essendo dentro a uno schema di debito comune, voi i soldi li dovete spendere dicendoci come e parlandone. E mi sembra che sia buon senso. Per quanto riguarda invece i comuni, allora sono d'accordo su quello che è stato detto. Va puntualizzata una cosa, e immagino che il sindaco presente non potrà che essere d'accordo con me. Penso che il PNRR richiede dei tempi così rapidi che
verosimilmente funziona solo per i progetti che già erano stati messi in programma. È un grosso limite, infatti, è che questo. E qual è il problema? Il problema è che i nostri comuni per 20 anni sono stati massacrati dal punto di vista come tutta la pubblica amministrazione, dal punto di vista del personale. E quindi purtroppo i nostri comuni senza personale non sono stati in grado per 20 anni di mettere in piedi delle progettazioni importanti, perché era davvero difficile avere del personale adeguato per fare la normale amministrazione. Certo. Capirai la straordinaria. E adesso arriva il PNRR e ci dice: perfetto, tirate fuori i progetti e noi ve li finanziamo. Ma se dopo 20 anni che non abbiamo assunto nessuno nella pubblica amministrazione perché i vincoli di bilancio ci impedivano di farlo, è chiaro che oggi i nodi vengono al pettine. Ecco, Stefano, scusa, perché così facciamo parlare anche loro, perché siamo quasi al termine. Prima voleva parlare Ugo Moro. No, va bene, perché il collega in collegamento l'ha identificata bene l'Europa, quindi ha descritto molto bene quello che bisognava aver pensato già prima. A me non sembra che questo sia un metodo. Quando si è deciso di spendere, si sta facendo finta di spendere, perché in realtà questi soldi poi non verranno spesi, perché i limiti sono troppo ristretti e non ci si può rovesciare contro chi. Sarebbe come se si pretendesse che io alle prossime Olimpiadi vincessi 100 metri piani. La vedrei un po' complicata. Marco? Sì, io devo dire che la problematica del personale è sicuramente annosa. Noi ricordiamo che in provincia di Treviso abbiamo una media di 3 dipendenti ogni 1000 abitanti, quando la media nazionale è di 6, giusto per darvi un'idea. Quindi viaggiamo con metà delle risorse, tranne qualche città, per esempio Treviso, il capoluogo, mantiene più o meno la normativa. E vi dico, come presidente del centro studi amministrativi della Marca Trevisana, assieme a Paola Roma, che è la presidente dell'Associazione Comuni, stiamo portando avanti questo ragionamento e adesso stiamo creando anche delle possibilità, insomma, sperando, e scriviamo ogni settimana scriviamo una lettera affinché, insomma, le maglie si allarghino, però è tardi. Per il PNRR è tardi. Allora o vai esternamente e quindi fai fare gli studi di fattibilità e i progetti per avere qualcosa in mano esterni, se no non si ha niente. Il problema vero anche è che non sempre il bando però viene fatto per qualcosa che a noi interessa. Perché ricordiamoci, io lo dirò sempre, il primo bando che è uscito è stato fatto sugli asili, nido e scuole dell'infanzia statali e per le mense, vabbè, ok. Quando noi sul nostro territorio abbiamo scuole paritarie, no? E rischi che fai una cosa che poi dopo alla fine non serva, e programmaticamente rischi anche di far chiudere le scuole paritarie che sono strutturali sul nostro territorio. Per cui ecco, anche il fatto che non ci siano, come dire, che non vengano tenute da conto le esigenze dei vari territori, ma a volte si faccia così, ma sì dai facciamo, è un grosso limite. Perché questa Europa non conosce il suo territorio, questo è uno dei... Guarda, io adesso senza voler fare discorsi esagerati, però anche il fatto che mi si dica che il PNRR per il 40% è per il Sud già di suo, in più dell'altro 60% c'è comunque dentro il Sud, lo trovo francamente iniquo, ma non perché voglia fare un discorso, perché comunque tante robe che abbiamo da farle anche noi altri qua, certo, no? E rischiamo, anzi, che poi, come diceva giustamente Stefano, non è un debito che io pago il mio, paghiamo tutto per tutti, quindi l'idea di andare avanti e di fare le cose le vogliamo tutti. È secondo me è quando stato al centro non ci sono gli interessi dei cittadini, ma gli interessi di pochi, capita sempre questo. Sì, anche perché, attenzione, l'Italia è il paese che più di tutti ha usufruito dei fondi europei. Potrebbe usufruire. No, potrebbe usufruire, cioè è quello che ha chiesto più di tutti, è quello a cui verrà dato di più in prospettiva, capite? Quindi proprio sto giro qua dobbiamo essere i primi. Ecco, Stefano, un'ultima battuta su questo, perché dopo chiudiamo. No, ma è chiaro che appunto c'è un ulteriore tema, appunto che oggi purtroppo i piccoli comuni, piccoli medi comuni non riescono ad avere, sono profondamente sotto personale, diciamo così, e quindi non riescono a attrarre dei fondi di cui avrebbero magari più bisogno, perché se penso al tema delle mense o al tema che si diceva prima per quel bando, probabilmente
il Comune di Treviso col PNRR ha dotato o doterà tutti gli istituti, tutti i plessi scolastici di una mensa nuova praticamente. Allora forse, perché il Comune di Treviso aveva dei progetti in grado di catturare questo tipo di bandi, però forse... e su questo i comuni probabilmente dovranno mettersi insieme, dovranno fare qualcosa, ma è vero che è troppo tardi. Probabilmente rifare la mensa nel comune piccolo in cui c'è solo una scuola elementare è strategicamente molto più importante di fare 10 mense nuove nel comune di Treviso. Ecco, questo è solo un esempio, però è chiaro che quando arrivano i fondi e bisogna provare a spenderli nel migliore dei modi, ecco. Per dire, il comune di Padova rispetto a Treviso, il comune di Padova è 2 volte il comune di Treviso come dimensioni. È riuscito ad attrarre 10 volte tanto dal punto di vista dei fondi, perché hanno attratto più di 900 milioni di euro. Il comune di Treviso ne ha attratti circa 100. Però il rapporto appunto comune di Treviso, comune di Padova non è 1:9, è 1:2. Però sono riusciti ad attrarre ancora più fondi e quindi insomma purtroppo è una corsa a chi ha più progetti, a chi è riuscito in questi anni a programmare di più, talvolta per merito di chi l'ha potuto programmare, talvolta per impossibilità, appunto parlo dei tanti comuni che avrebbero profondamente bisogno di quegli investimenti che non riescono perché appunto sono sotto personale. Quello è un tema centrale, insomma. Anche a questo sarebbe servita la nostra idea sulla Grande Treviso, dell'Unione di Treviso con i 10 comuni limitrofi della cintura trevigiana. Saremmo stati grandi come Padova e avremmo preso gli stessi soldi. Ci spiega questo progetto giusto per... velocemente, ma proprio esatto, per dare un prima tocco, di noi chiudere. abbiamo l'idea di formare la grande, dato che c'è un decremento demografico a Treviso significativo, negli ultimi 20 anni si è passati da quasi 95.000 a poco più di 85.000, noi abbiamo lo studio per unire i 10 comuni, Zerobranco, Paese, Quinto, con il centro di Treviso, fare una città di più di 210.000 abitanti, con tutte le caratteristiche dei servizi, degli investimenti e dello sviluppo che questo comporta, ed evitare quello che sta avvenendo, cioè il quasi abbandono della periferia di Treviso, che diventa centro di una periferia che non c'è perché i comuni limitrofi sono sistemati molto bene e quindi di fatto una città fantastica quasi senza periferia. Brevemente su questo progetto, Marco Della Pietra, ho detto preciso adesso. Guardate, no, è che tra il dire e il fare io le solite c'è di mezzo no? In realtà appunto c'è di mezzo il mare e sì, parlare di una grande Treviso in questo senso magari servirebbe anche a accentuare ancora di più le differenziazioni. Io direi che bisognerebbe cominciare dall'unione di comuni un po' più piccoli e quindi magari riuscire a creare altri centri da magari 20-30.000 abitanti che possano poi fare rete con Treviso. Non è semplice perché noi siamo, ahimè, piuttosto campanilisti e quindi la strada è ardua, ci hanno provato in tanti, può essere che sia anche la volta buona. Siamo arrivati al termine, quindi io ringrazio Stefano Pelloni, Partito Democratico, grazie davvero, grazie che si è collegato con noi, e ringrazio Marco Della Pietra, giusto? Una su 3. Fratelli d'Italia, grazie. E ringrazio soprattutto Ugo Moro, candidato sindaco del Partito Comunista Italiano, grazie davvero per essere stato con noi, grazie. Ringrazio io voi e buona domenica a tutti, grazie. Grazie, noi ringraziamo anche i colleghi, i registi che ci hanno seguito e i telespettatori, grazie, a domani.